sincronizzi i movimenti, ogni gesto è ben studiato, poi ti tiri sui capelli, l'hai di certo programmato. Chiudi piano piano gli occhi, forse pensi sia più bello, hai paura che ti tocchi, è il tuo primo spogliarello e lo scialle della mamma guarda un po' che fine fa, forse lei te l'ha prestato, forse invece non lo sa, la camicia di velluto lentamente cade giù, poi mi dici non sta bene, tu non puoi vedere di più. Copri il corpo con le mani, cerchi un'ombra al tuo rossore, sei convinta che mi ami e non merito il tuo amore, ridi e corri per la stanza, ti nascondi ma ti vedo, sembra il passo di una danza, quel tuo fremere discreto e lo scialle della mamma guarda un po' che fine fa, le carezze che ci diamo mai nessuno le vedrà, una perla di sudore dal tuo viso scende giù, poi mi dici inutilmente, giuro non lo faccio più. Mi stringi sempre più, poi mi dici inutilmente, giuro non lo faccio più. Questo sabato ho aperto questa trasmissione con questa dolcissima canzone perché è un momento veramente che abbiamo bisogno di dolcezza, di gentilezza, di ascolto, e forse qualcuno si sta dimenticando che abbiamo una vita sola, non è che ne abbiamo altre. Se la sprechiamo in liti, guerre, omicidi, violenza inaudita, io non so cosa rimarrà. Ricordo anche che il mese di novembre è un mese di raccolta per i poveri, abbiamo la colletta alimentare, farmacie per i bambini con la Fondazione Rava. Prego tutti di cercare di capire che è un momento veramente dove i poveri sono tanti, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Se leggete questa mattina solo a Treviso abbiamo 28 famiglie in povertà. Questo fa capire, perché io come dico quasi sempre, si stanno aprendo ulteriori banchi alimentari. Guardate che c'è una richiesta di aiuto incredibile. Ne parleremo questa mattina col dottor Livio Patelli, Farmacie Unite. Grazie dottor Patelli di essere qui, veramente grazie. Dell'invito, buongiorno a tutti. Buongiorno dottor Patelli. Abbiamo anche da Bassano Giovanni Marangon, presidente AIS Bassano, Associazione Italiana Soccorritori. Buongiorno presidente, che piacere rivedere anche lei. Certo, grazie dell'invito Mirella, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora partirei proprio col dottor Patelli. Abbiamo sentito questo problema grande della povertà,
questi anziani, che forse siete l'unico punto di riferimento che, come abbiamo già detto anche precedentemente, anche in altre puntate, per un ascolto, perché non hanno i preti, non ci sono più medici di famiglia che mancano, perciò il farmacista è diventato un punto di riferimento. Ma adesso ancora di più, perché si comincia a parlare nuovamente di vaccini, antinfluenzale, quello per il Covid, e io ricevo telefonate, c'è ancora confusione, perché veramente poca gente, i veri addetti ai lavori, quelli che sanno, che spiegano molto bene, avrebbero forse dare loro più visibilità. Ecco, perché ci sono anche tanti cialtroni, come ho detto, che se la girano bene, ma non per... Sì, ma è la verità. Allora noi abbiamo bisogno di ascoltare le persone per bene. Questa mattina abbiamo un farmacista. Prego, dottor Patelli, cosa ci dice? Ma buongiorno Mirella, intanto grazie a tutti e grazie dell'invito. Sì, certo noi come farmacisti viviamo una posizione a volte dico privilegiata nel poterci confrontare quotidianamente con la gente che ci viene a trovare, anziani, giovani, bambini, mamme, la società insomma, e quindi di vivere anche quelle che sono le problematiche del quotidiano. Siamo un punto di ascolto, lei lo ha detto, a volte più che una farmacia, a volte ci trasformiamo anche in un punto di ritrovo per molte persone. Questo ci fa molto piacere. Durante il periodo del Covid chiaramente si era un po' fermata questo momento di aggregazione e adesso invece vediamo tornare con frequenza gli anziani, come dice lei, che a volte hanno proprio bisogno di ascolto. Noi come farmacisti abbiamo secondo me una missione che non è soltanto quella del professionista sanitario, che ovviamente fa la sua attività di dispensazione di farmaci con ricetta o senza ricetta, a seconda poi della tipologia di necessità e di vendita, ma quello che è la nostra missione è quella di essere presenti e ascoltare. Non c'è filtro, non c'è anticamera quando qualcuno ha bisogno, qualsiasi tipo di bisogno, dal più pratico al più velleitario, viene in farmacia e ha comunque un professionista, un camice bianco con cui parlare. Noi questo lo viviamo veramente con passione, perché se fossimo soltanto dei dispensatori di farmaci, allora andrebbero benissimo le macchinette e i dispenser automatici. Invece noi veramente siamo orgogliosi di quello che siamo diventati e che tutte le statistiche, le classifiche, i sondaggi ci riconoscono, di essere dei professionisti apprezzati e veramente in contatto diretto con la popolazione. Parlava poi di campagne, in questo periodo siamo in autunno, giustamente come diceva lei Mirella, si parla di vaccinazioni anti-influenzali in questo momento, ma anche anti-Covid. Se vuole le do un paio di informazioni inerenti. Da qualche anno anche le farmacie sono diventate un terminale dove poter effettuare le campagne vaccinali, sia quelle anti-Covid che quelle anti-influenzali. Siamo stati molto attivi anche durante il periodo della pandemia più acuta, abbiamo cominciato a vaccinare con i vaccini anti-Covid. Questo è un servizio che continuiamo a fare in maniera magari meno capillare, meno frequente di prima, perché c'è meno richiesta, molte fasce della popolazione che giustamente hanno già fatto il percorso vaccinale iniziale, adesso magari stanno attendendo di vedere gli sviluppi della malattia, ma ci siamo per gli anziani e basta andare sul sito della Regione Veneto per capire quali sono le farmacie che aderiscono alla campagna. Molte di più in questo momento sono le farmacie che si sono impegnate nella campagna vaccinale contro l'influenza, e quindi da qualche giorno, una decina di giorni, siamo diventati anche operativi su questo fronte. Vedo che c'è molto interesse, molte persone vengono da noi, così come vanno dai medici, storicamente unico punto precedentemente per la vaccinazione antinfluenzale, adesso si sono affiancate anche nelle farmacie. Siamo ben riforniti, lo facciamo quotidianamente. Ricordo un paio di dati interessanti e importanti per la popolazione. Può venire in farmacia a vaccinarsi chiunque abbia già sostenuto precedentemente un vaccino antinfluenzale, quindi se uno non lo avesse precedentemente fatto noi non possiamo procedere alla vaccinazione.
Verrà fatta una serie di domande iniziali che permetteranno al professionista farmacista di capire lo stato di salute del paziente e poter verificare la fattibilità del vaccino in quel momento. A quel punto verrà inoculato il vaccino e dopo un quarto d'ora dall'inoculo la persona potrà tornare verso la propria destinazione di provenienza. Il vaccino è gratuito per le persone, i soggetti sopra i 60 anni, quindi chiunque abbia 60 anni e oltre riceverà gratuitamente il vaccino in farmacia. Sarà a pagamento invece dai 18 anni in su, fatta eccezione per alcune categorie come per esempio i sanitari o i dipendenti pubblici dell'istruzione o i dipendenti dei trasporti locali, che comunque riceveranno gratuitamente il vaccino in farmacia, nelle farmacie che aderiscono alla campagna. Molto chiaro, la ringrazio di aver dato anche queste notizie, perché noi abbiamo bisogno di capire bene, perché la trasparenza, specialmente nella salute pubblica, dovrebbe essere di rigore. Allora, Giovanni Marangoni, invece, Presidente Associazione Italiana Soccorritori, come va nei pronti soccorsi? Voi siete in prima linea a Bassano, com'è la situazione, Presidente? Io mi raggancio a quello che hai detto tu e anche a quello che ha detto il dottore quando hai parlato della povertà che sta aumentando in Italia, anche nel mondo. Ecco, io però ci tengo a precisare che la povertà non va intesa solamente nell'accezione del lato economico, della capacità di produrre reddito o di quanto reddito si riesce a produrre, ma anche in termini di povertà anche sociale e relazionale. Noi ce ne rendiamo conto perché facciamo volontariato in pronto soccorso e quindi vediamo le persone povere anche di rapporti sociali, soprattutto le persone anziane che vengono perché hanno bisogno, insomma, delle prime cure in emergenza, sono sole, e lì veramente i nostri volontariati riescono a fare veramente tanto, dare una parola di conforto, una stretta di mano, anche portare anche un bicchiere d'acqua, che potrebbe essere una stupidaggine, che per noi poi è una cosa scontata, normale, per loro vuol dire tanto. Ecco, noi siamo, come dicevo, in prima linea, sì, perché oltretutto facciamo anche, cioè, l'ospedale di Bassano del Grappa ci ha dato anche l'incarico di fare il pre-triage, quindi siamo il primo filtro che accoglie i pazienti, le persone che hanno bisogno di cure in ospedale, e li indirizziamo poi verso un percorso più idoneo. Poi siamo dentro anche il reparto del pronto soccorso, gestiamo un po' quelle che sono, aiutiamo il personale infermieristico con attività pratiche, le portiamo a fare le visite, le portiamo a fare i range, le portiamo a fare i ricoveri, e come ti dicevo, mi ripeto, però guarda, io ci tengo molto sotto questo aspetto della povertà relazionale delle persone, che è veramente un aspetto che io vedo che sta aumentando molto in questi anni, ed è veramente una cosa che ci tocca molto noi soccorritori, ed è in questa poi nostra attività che noi ci sentiamo veramente di dare una mano e ci sentiamo anche particolarmente utili. Allora sentiamo Rinaldo da Venezia, eccolo qua il nostro Rinaldo. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ogni mattina ti porti e a crema delle brave persone, perché tutti i tuoi ospiti che ti porti sono tutte bravissime persone che si adopera per gli altri, specialmente questi qua che ti va a portare oggi. Però purtroppo il mondo si va in cattivo, abbiamo sempre peso, il mondo si ingroppa, bisogna ingropparlo per il fatto che guerre, cattiverie, nasce di tutto. Nessuno interventa che tutti i suoi interessi, dove dobbiamo finire? Siamo tornati come 100 anni fa, forse peso, perché ma come se poi avanti con le guerre, con partitei, fa quello che fanno nel mondo, è una roba assurda. E so che mica avremo da morire tutti, ma come di finirla, la vita è bella. Mi diceva attaccare un ciodo ma qua, nel senso che bisogna godere di tutto, non fare male agli altri, cercare di aiutarsi se poi, capito? Guarda, ieri ho visto Geller, Stefano, perché mi guardo in ultima, vabbè, ho visto Geller fuori in che condizioni che è ancora in scelta di combattere per gli altri. Delle persone che le danno l'occasione di imparare a fare del bene. Perché non avremo da imparare? Ma non giovani, vecchi, anziani, non c'entra niente.
è il cuore che avemo noi altri, l'animo che va da sentirte pronto per fare qualcosa, per chi ha bisogno, ma senza fare ciasso in canasso, anche del scondone, non occorre che ti gli dai 1 miliardo, quello che ti può, anche una pagnocca va bene. E purtroppo il mondo va avanti così. Speriamo che queste persone qua che abbiamo di buon cuore, il mondo possa cambiare. Cara Mirella, buona domenica e complimenti ai 2 tuoi ospiti. Grazie Ciao. caro Rinaldo, grazie, mi fa sempre piacere sentire questi ospiti che sono molto graditi alle persone, a questa grande famiglia di Sveglia Veneto. Siccome prima abbiamo parlato proprio di aggressività, andiamo a vedere cosa è successo proprio all'ospedale di Treviso, proprio con un'aggressione. Andiamo a sentire e poi commentiamo. Si è presentato presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Treviso pretendendo dal personale presente una certificazione sanitaria relativa allo stato di salute del figlio. Al diniego da parte dei sanitari che cercavano di spiegargli l'impossibilità che il documento potesse essere rilasciato nell'immediatezza è scattata l'aggressione. Il 47enne residente nel Trevigiano ha iniziato a sbraitare e minacciare di lesioni fisiche medici ed infermieri se non avesse ottenuto quanto aveva chiesto. Immediata la chiamata al 113, solo l'intervento del personale del posto di polizia dell'ospedale, coadiuvato dagli agenti delle volanti, riusciva a normalizzare la situazione e a permettere di allontanare il 47enne dal reparto. Ma l'ira dell'uomo non si è placata. La sera dello stesso giorno, lo scorso 2 ottobre, davanti ad una pizzeria di Strana, ha innescato una violentissima lite con un altro avventore del locale. Questa volta sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno faticato non poco a bloccare l'aggressore. Per il 47enne sono scattate 2 misure. Il questore ha emanato nei suoi confronti un ordine di allontanamento da Treviso con divieto di ritorno per 3 anni e un divieto di accesso per 2 anni a tutti i pubblici esercizi del centro cittadino di Istrana. Ecco, quello che si nota, lo diceva anche l'ospite che ho avuto questa settimana, il dottor Fogliadelli, già capo della Procura di Treviso, che quello che nota anche lui è questa aggressività per un non nulla nella strada, in qualsiasi posto la gente è diventata molto aggressiva. Ecco, lei cosa ne pensa, Marangon? È vero questo? Beh, la notiamo, in effetti è anche vero, siamo molto, non tutti per fortuna, ma una buona parte per uno niente, va su tutte le furie e diventa molto aggressiva. Prego, Presidente. Sì, beh, sì, è vero. Poi come dire, il servizio che avete mandato in onda un po' lo riscopriamo anche noi quando facciamo il servizio volontariato. Ci sono molte persone che vengono e pretendono di avere tutto e subito, insomma, si va al pronto soccorso perché ci deve essere un'emergenza in corso. Molte volte questo non accade e quindi ci sono altre priorità e questo purtroppo non è molto compreso dalle persone che hanno magari patologie che possono attendere e pretendono di avere un riscontro immediato di quanto lamentano. Per fortuna noi a Bassano del Grappa non abbiamo poi visto casi così come è successo a Treviso, a meno che ricordi io poche volte. Se denoto comunque Mirella una grandissima maleducazione, quello sì. Ecco, quando non c'è aggressività ci sono persone molto maleducate che ti rispondono male, che anche se gli dici di spostare la macchina vanno in escandescenze, e questo è il sintomo secondo me di una società che un po' insomma rispecchia quello che è. E questo ci dispiace molto perché soprattutto investono contro noi volontari che noi prestiamo attività del tutto gratuita, in modo del tutto gratuito, e siamo lì dalle 8 della mattina fino a mezzanotte, per carità ci torniamo, però insomma poi fare da parafulmi di quello che sono le loro frustrazioni accumulate durante la giornata un po' ci dispiace. Sentiamo anche il dottor Patelli nelle farmacie, perché c'è stato un momento che anche i farmacisti avevano un po' paura di questa aggressività, o sbaglio, dottor Patelli? Sì, Mirella, sì, confermo, anche nelle farmacie ci sono stati diversi episodi di persone che hanno ovviamente dato in escandescenze. Noi purtroppo spesso subiamo anche rapine, ma questo è un altro tema. Noi siamo sempre aperti e di conseguenza si può entrare senza filtri, come dicevo prima, ed è vero che la società attualmente penso sia cambiata.
i fattori sono molteplici, non voglio scusare niente e nessuno perché sono comportamenti indifendibili, però mi rendo conto, come diceva lei Mirella, che c'è un livello di stress, di insoddisfazione personale che sta portando le persone a essere facilmente suscettibili. Comunque sì, anche noi notiamo spesso una mancanza di rispetto e che non si traduce soltanto del salutare, nel mantenere delle buone pratiche di educazione, ma proprio negli atteggiamenti, nel pretendere tutto subito, nel dire beh, tu sei qui e quindi devi servirmi, e quindi io faccio una domanda e tu devi darmi una risposta o assecondare quella che è la mia richiesta. Le faccio un esempio giusto per capire. Noi come farmacisti siamo tenuti deontologicamente e professionalmente a fare la nostra attività e alcuni farmaci non possiamo darli se non su presentazione di ricetta medica. Ebbene, negli ultimi tempi è sempre più comune il fatto che le persone pretendano di acquistare un farmaco che non può essere venduto senza ricetta per ovvi motivi, per motivi di tutela della salute della persona, e che quindi al nostro diniego si stizziscano, si arrabbino, inveiscano. Ecco, io faccio presente che le regole che ci sono state date sono a completa e totale tutela della salute del cliente, del paziente. Diversamente si va dal medico per un problema di maggiore entità e il medico valuterà, avendo fatto ovviamente un'indagine, se sia necessario un farmaco pesante, quindi un farmaco che necessita di ricetta e quindi che abbia anche chiaramente un effetto curativo, ma che debba essere assunto in determinate maniere. Diversamente noi farmacisti non possiamo vendere questi farmaci, e lo dico perché purtroppo passa ormai per il gergo comune che in farmacia si possa acquistare tutto perché tanto l'ho già usato, me l'ha consigliato un amico, sicuramente non mi fa male. No, il farmacista è un professionista, come tale si deve assumere una responsabilità di fronte alla vendita e deve chiaramente secondare il bisogno di salute del paziente senza e ha fatto bene a specificarlo e a farlo capire, cioè non è che tu puoi entrare in farmacia e avere un farmaco se non hai la ricetta. Ha fatto proprio bene a dirlo, perché purtroppo ormai ognuno si fa le proprie regole, decido io cosa fare e cosa avere. Andiamo dalla nostra Giusy a Treviso. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al dottor Patelli, ho sentito dire da medici, anche in televisione, che si possono fare i due vaccini in contemporanea, l'antinfluenzale e anti-Covid. Altri dicono che ci vuole un tot di tempo uno dall'altro. Non capisco, dottore, ma perché uno dice una cosa, l'altro dice diversamente. Poi Mirella, volevo dire un'altra cosa. Domenica, insomma, facendo zapping, la Mara Venier dice: scusatemi, ma sono giù di voce, per fortuna il dottor Le Foche mi ha curato e adesso sto un po' meglio. Io penso che poteva anche risparmiarsela dicendo così, perché noi per trovare un medico dobbiamo diventare matti. Lei per fortuna c'ha il dottor Le Foche, c'ha il professore, capisco che se sono amici lo fanno volentieri, ma poteva risparmiarsela questa, poteva risparmiarsela. Vi ringrazio. Abbiamo sentito Giusy, prego dottor Patelli. Sì, allora buongiorno anche alla telespettatrice. Allora, effettivamente mi fa una domanda che mi fa un po' sorridere, perché in certi casi le linee guida consiglierebbero un distanziamento dei vaccini Covid dal vaccino antinfluenzale. Però anche in questo caso qui penso che la scelta ricada sul professionista sanitario. Per esempio, nel nostro triage prevaccinale, una delle domande che facciamo è se il paziente abbia già subito vaccinazioni nelle ultime 4 settimane. E il paziente può risponderci sì oppure no, ma questo non necessariamente è un diniego, tant'è vero che in questi giorni sto sentendo di persone, come è successo anche per la scorsa annata vaccinale, che vanno a fare le vaccinazioni e ottengono in contemporanea
su un braccio la vaccinazione anti-Covid e sull'altro braccio la vaccinazione anti-influenzale. Quindi io da questo punto di vista me ne tengo fuori perché è veramente complesso dare una risposta univoca. Se fosse per me, io preferirei comunque distanziare le vaccinazioni per dare al proprio organismo e quindi al sistema immunitario che deve creare all'interno una propria autodifesa su sollecitazione del vaccino, permetterei al mio organismo di agire e lavorare separatamente prima nei confronti di una patologia, di un virus anti-influenzale e poi successivamente di un virus Covid, per non far confusione al proprio organismo. Quindi io preferirei separarle, però purtroppo, o meglio per fortuna in certi casi, sento anche di casi di persone che ricevono contemporaneamente le due vaccinazioni. Ha fatto bene a spiegarlo, dopo ognuno faccia le proprie considerazioni, però questo è quello che ha detto il dottor Livio Patelli. Allora andiamo a vedere questo video dei volontari del soccorso Bassano. Andiamo a vedere e poi commentiamo col Presidente. Mi permetto anche di ringraziare molto, Presidente Marangon, prima di commentare il video, tutti i volontari dell'Associazione Italiana Soccorritori, ma in particolare Franco e Carlo, che mi hanno supportato anche in questa gita meravigliosa, inclusiva che abbiamo fatto a San Marco, partendo da Porte Grandi, e devo dire che veramente è stato un aiuto preziosissimo, perché eravamo in 200, perciò per me era fondamentale avere anche il mondo del volontariato che supportava questa gita inclusiva. Detto questo, Presidente Marangon, come commenta le parole anche del dottor Patelli e di Giusi? C'è ancora confusione, proprio per il motivo che ho detto io, perché sentiamo addirittura politici che parlano di sanità, di vaccini, ma che lasciano parlare veramente gli addetti ai lavori, quelli che veramente sanno, quelli che hanno le idee chiare su quella che è la scienza, la ricerca, ma anche l'aiuto e il supporto che voi date anche negli ospedali, nei pronti soccorsi, perché siete il punto di riferimento come primo impatto che hanno, è proprio il mondo del volontariato. Ecco, com'è questo mondo del volontariato, visto che io dico che se non la smettono con sta burocrazia va a finire che rimangono senza volontari nel vero senso delle parole, rimarranno le multinazionali del volontariato. Prego, Presidente Marangon, e complimenti per il video. Grazie, grazie. Beh, è vero, Mirella, guarda, io facevo molte più ore di volontariato, mi dedicavo a questa attività in pronto soccorso per diversi giorni al mese. Da quando sono diventato presidente questa attività si è un po' diradata perché
come dire, le incombenze burocratiche, fiscali, amministrativi sono tantissime. Cioè uno si rende conto, uno pensa che il volontariato sia trovarsi là come ci si trova al bar, in realtà non è assolutamente così, insomma. Adesso poi siamo entrati come anche ente del terzo settore, quindi abbiamo adempimenti fiscali, scadenze che sono veramente opprimenti e abbastanza anche asfissianti. Comunque è anche giusto che sia così, perché quando c'è volontariato non vuol dire fare le cose alla leggera, ma vuol dire farle anche con serietà, insomma, anche con certi limiti che mi sembra che un po' si stiano travalicando qua. Guarda Mirella, noi abbiamo finito giovedì questo il corso della sessione autunnale di primo soccorso e quindi abbiamo diplomato 35 nuovi soccorritori. Hanno superato brillantemente l'esame finale, quindi insomma saranno un po' più avvezzi a gestire piccole emergenze che si possono manifestare durante la vita quotidiana e nel quotidiano. La cosa anche forse un po' più bella è che quasi tutti, a parte qualcuno, insomma, ha deciso di proseguire questo percorso che ha intrapreso con noi e fare anche il corso per l'utilizzo del defibrillatore. Ecco, questo piccolissimo strumento che può fare veramente la differenza in caso di arresto cardiaco. E quindi formare la popolazione è una cosa che noi ci teniamo tanto, che tra l'altro è diventato anche un obbligo legislativo da quando è entrata in vigore la nuova legge per l'utilizzo dei defibrillatori del 2021, che impone tra l'altro anche la conoscenza delle tecniche di approccio all'arresto cardiaco anche nei cicli di studio delle scuole. L'arresto cardiaco purtroppo non è un'evenienza rara o sporadica, ci sono casi in aumento e basta veramente dedicare 5 ore della propria vita per saperlo utilizzare e per salvare molte vite. Guarda, è capitato anche a me quest'estate, eravamo in una assistenza, a fare una gran assistenza, una marcia tra l'altro tranquillissima e abbiamo avuto un caso di arresto cardiaco. Ecco, l'immediatezza dell'intervento ha fatto sì che questa persona adesso si sia perfettamente ristabilita e sia ritornata alle proprie attività. E quindi insomma non è che uno deve, permettetemi di augurarsi che gli venga l'arresto cardiaco quando c'è un soccorritore nei paraggi, deve girare tranquillamente, sapere che c'è una popolazione formata a riconoscere questo tipo di urgenza e emergenza e anche utilizzare i defibrillatori, anche perché adesso stanno diventando un po' ubiquitari, nel senso che li mettono anche nelle piazze, nei luoghi pubblici e quindi insomma saperlo usare veramente è una cosa... Presidente, mi scusi se apro questa parentesi, nuovi soccorritori che età hanno? Perché anche ieri si parlava anche con varie associazioni, anche con la Presidente del CSV di Bassano, che mancano i giovani, superano tutti tranquillamente i 40 anni. Cosa ci dice, Presidente? Ma no, nella nostra associazione i soccorritori hanno un'età abbastanza giovane, nel senso che si vanno dai 18 anni fino ai 70, comunque la maggioranza ha un'età abbastanza bassa. Sì, nell'ultimo corso noi abbiamo avuto anche 20 ragazzi che si sono formati con il servizio civile universale e quindi si è creata questa sinergia tra il comune di Bassano e la nostra associazione che formiamo questi ragazzi che poi insomma sono lì per fare il servizio civile universale. Quindi insomma anche fare il servizio civile universale vuol dire anche dedicarsi a queste tematiche di primo soccorso e anche poi per affacciarsi al mondo del volontariato. Noi abbiamo molti ragazzi giovani che tra l'altro si stanno anche dedicando con passione all'attività che stiamo facendo e guarda che Mirella, fare volontariato da noi poi non è una passeggiata perché imponiamo anche un certo rigore, una certa disciplina e anche una certa formazione. Infatti noi siamo costantemente informati e aggiornati su quelle che sono le ultime linee guida per quanto riguarda l'utilizzo del defibrillatore e soprattutto quelle che fanno assistenza alle manifestazioni sono costantemente formati con corsi che dedichiamo appositamente per loro. Insomma, mi fa piacere, Presidente, che abbia detto questo perché in effetti io ieri ho anche sottolineato che abbiamo pochi volontari giovani perché non li sappiamo intrigare. Loro vogliono essere intrigati, responsabilizzati e lei lo sta dimostrando e dicendo con le parole che ha detto, perché è un corso particolare, è un corso dove loro si sentono importanti, sono responsabili. È inutile che andiamo a fare la letterina in classe 2 o 3 volte all'anno che dopo quando siamo usciti si sono già dimenticati e soprattutto
pochissime volte, perché non tutti i dirigenti sono aperti a questa entrata del mondo del volontariato. E in effetti poi invece dobbiamo andare là, ma dobbiamo fargli toccare con mano. L'ha spiegato benissimo lei. Io non riesco a capire perché qualcuno non abbia ancora intuito che questo ragazzo vuole diventare protagonista, vuole essere responsabilizzato. Come mai li troviamo, dove ha detto giustamente il presidente Maragò, in questa associazione italiana soccorritori, nell'EMPA animali, nell'ambiente? Perché li intriga di più. Non ci conoscono, non sanno cosa facciamo. È difficile, bisogna farli toccare con mano. Cosa ne pensa, Presidente? Sì, è vero, Mirella. Secondo me il modo più efficace per coinvolgere le persone è trasmettere l'entusiasmo che abbiamo noi. Quindi insomma, se poi le persone che guidano un'associazione hanno entusiasmo e sono entusiasti di fare quello che fanno, poi diventa una cosa contagiosa e quindi contagi anche. Insomma, la positività, l'entusiasmo di fare le cose, la voglia di fare è una malattia contagiosa ed è anche bello contagiarsi di queste cose. Insomma, quindi loro vedono noi che lo facciamo con passione, che ci dedichiamo tempo, impegno e quindi un po' si lasciano anche contagiare anche positivamente. Poi Mirella, il volontariato non è solo essere impegnati sul campo, ma sono anche momenti di convivialità. Noi il mese scorso abbiamo fatto anche una pizzata insieme, ci siamo trovati in 30, è stata una bellissima serata, voglio dire, quindi bisogna anche un po' coniugare quello che è l'aspetto tra virgolette professionale, anche quello che è l'aspetto ludico e conviviale, perché dopo ci conosciamo, è bello anche stare insieme al di là delle attività che facciamo. E poi i ragazzi si rendono anche conto, soprattutto i giovani, di quanto poi sia importante prestare aiuto alle persone, soprattutto come dicevo prima, che sono sole. E questo ce lo dicono, mi dicono: sono andato in pronto soccorso, c'era una persona sola e non sono riuscito a fare altre cose perché sono rimasto con lei. Gli ho fatto compagnia, gli ho dato una parola, la signora era molto spaventata perché veniva dalla casa di riposo, si vedeva in un ambiente che non era il suo, piangeva. Per me insomma, mi ha riempito di orgoglio stare lì con questa persona e dare una parola di conforto. Avete sentito quanto è importante questo mondo del volontariato, che sa tenere una mano, che sa ascoltare, quello che abbiamo bisogno un po' tutti, perché arriva sempre un momento dove tu hai bisogno di un qualcuno che ti sorregga, che ti ascolti, che ti tenga la mano. Questa è la vita, ma vale per tutti, voglio proprio dirlo, guardate che vale per tutti. Pubblicità. Abbiamo riscontrato un maggiore aumento sia di richieste di tamponi eseguiti qui da noi professionisti in farmacia, sia di quelli fai da te. Il Covid rialza la testa, lo dicono i dati rilevati nelle ULSS, lo dicono le richieste di tamponi nelle farmacie. Dopo un'estate che ha visto un azzeramento dei test, nelle ultime settimane, complice il rientro dalle vacanze o contatti a rischio, i numeri sono in aumento. I numeri non sono, per carità, dal punto di vista generale molto elevati, ma sicuramente molto cresciuti rispetto a quello che erano gli ultimi mesi. Non siamo neanche paragonabili ai mesi della pandemia, siamo su dei mesi bassi nel momento in cui il Covid c'era. Le farmacie sono pronte, in caso venga loro richiesto, ad affiancare medici di base e ULSS nella somministrazione del vaccino aggiornato anti-Covid. Intanto da metà ottobre saranno in prima linea per l'antinfluenzale. Ma prima di questo appuntamento, Farmacie Unite, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, in programma il 29 settembre, proporrà screening gratuiti con la misurazione della pressione, della glicemia e del profilo lipidico. Tutti i valori che ci danno la possibilità di capire un quadro generale a livello cardiovascolare. Verrà poi redatto un diario dove verranno appuntati i valori misurati e forniti consigli su stili di vita e alimentazione da osservare per evitare malattie cardiovascolari. Per poi avere uno strumento da avere in mano per il paziente, da condividere con il proprio medico, per capire se vanno attuate delle procedure per migliorare il proprio stato di salute o se in questo momento il rischio cardiovascolare da qui ai prossimi anni è da considerarsi basso. Abbiamo Rino da Rovigo che ha preso la linea. Ciao Rino. Ciao Mirella, sono Rino e ti sto guardando dall'ospedale di Portovero che mi hanno operato ieri. Ehi, com'è andata? Sembra che sia andata bene, non ho sentito niente, sono stati i medici molto bravi, un ospedale pulito, bravi, infermieri bravissimi.
speriamo che sia l'ultima, diciamo che è già la terza che iniziano a lavorare. Beh dai, non c'è 2 senza 3, non c'è 3 senza 4, perciò vedrai che questa volta andrà sicuramente bene, Rino. Sì, ho fatto il tampone appena sono entrato ieri, tutto a posto, adesso spero che oggi mi mandino a casa. Ecco, sono proprio contenta, ti ringrazio, anche un abbraccio anche a tutte le persone che in questo momento ci stanno guardando anche dall'ospedale assieme a Rino, ti ringrazio veramente Rino. Ecco, questa è l'importanza della trasmissione, è l'ascolto, farsi sentire. Io sono vivo, ci sono, perciò avete sentito anche Rino, che noi lo seguiamo da tanto tempo, ecco, non vedeva l'ora di fare questa operazione, finalmente è arrivata questa, speriamo, ultima operazione e che anche Rino trovi serenità, perché poveretto, casa dal lavoro con questo problema non è sempre facile. Un grande abbraccio da tutta la grande famiglia di Sveglia Veneti, Rino, grazie ancora. Allora, dottor Patelli, come abbiamo sentito, la giornata mondiale del cuore, che è stato fatto questo screening molto importante, perché non c'è solo l'influenza e il Covid, ma ci sono anche delle patologie che bisogna fare lo screening, che vuol dire prevenzione. Prego, dottor Patelli. Certo Mirella, come ha detto giustamente il mio amico e collega Nicola Zerbinato, la farmacia è centrale per tante questioni, si è parlato di test anti-Covid, ma mettiamo il focus proprio sulla giornata mondiale della prevenzione cardiovascolare che si è tenuta il 29 di settembre nelle nostre farmacie, e in tutte le farmacie si sono fatti questi screening ovviamente gratuiti per il pubblico, dove con pochi semplici passaggi il professionista sanitario, il farmacista, era in grado di ovviamente fare alcuni test e insieme al paziente valutare il proprio stato di salute in funzione di quelli che sono gli eventi cardiovascolari che purtroppo sono, mi risulta, la prima causa di morte a livello generale, per cui appunto non vanno sottovalutati. Prima il Presidente Marangon parlava per esempio dell'arresto cardiaco, è un evento veramente molto molto grave, però da pochi semplici passaggi e misurazioni fatte veramente in 5-10 minuti in farmacia nel quotidiano, quindi non soltanto nell'occasione della giornata mondiale della prevenzione, ma in generale in farmacia, qualora qualche paziente avesse voglia di recarsi presso una farmacia per fare un piccolo controllo, anche con una semplice misurazione della glicemia, misurazione della pressione, con qualche domanda sullo stile di vita, si è facilmente in grado di capire se la persona ha un buono stato di salute e ha un basso rischio cardiovascolare, o diversamente invece abbia un rischio cardiovascolare più elevato. I test che abbiamo fatto noi personalmente nella nostra farmacia sono stati molti, e in certi casi hanno evidenziato alcune situazioni di criticità, che quindi sono state rimandate poi dal medico per la condivisione, o comunque è stato sensibilizzato il paziente nel operare un cambio di stile di vita e nel farsi promotore presso il medico di ulteriori approfondimenti utili. Sono delle giornate estremamente importanti e che danno veramente il senso della nostra utilità ulteriore sul territorio, ma che fanno capire alla popolazione generale, a mio modo di vedere, come con veramente poco impegno sia di tempo, in questo caso che di denaro, ma non voglio renderla dal punto di vista economico, proprio impegno di tempo, si riesca facilmente a mettere un po' di chiarezza sul proprio stato di salute. Allora, dottor Patelli, quello che volevo capire è se si fa abbastanza prevenzione, soprattutto i giovani come vedono questa prevenzione, perché abbiamo veramente degli esempi che non sono certo qualificanti, nel senso che in questa movida si vede molti ragazzi che bevono tantissimo, anche ragazze, fumano. Ecco, questo non è un buon messaggio, e soprattutto c'è anche, come si parlava ieri, il problema dell'obesità infantile. Lei cosa vede in farmacia, dottor Patelli? Allora, sicuramente la popolazione più giovane non è quella particolarmente sensibile a questi temi. Siamo stati tutti giovani, Mirella, e quando si è giovane si spacca tutto, si sta bene, problemi di salute non esistono, la vita è lunghissima, quindi purtroppo si parte da una posizione svantaggiosa nei confronti della prevenzione.
Però anche i giovani possono soffrire di problematiche di salute. E lei parlava dell'obesità infantile, questo è un tema molto importante. Ho letto alcuni documenti scientifici che evidenziavano come la popolazione mediterranea e soprattutto quella italiana infantile negli ultimi anni abbia avuto un aumento dell'obesità giovanile molto maggiore, più marcata rispetto ad altri paesi, per esempio del nord Europa, che storicamente per motivi di stile alimentare invece partivano svantaggiati. Quindi negli ultimi anni purtroppo c'è un aumento dell'obesità infantile e questo è un problema molto molto serio, perché la cellula, facendo un piccolissimo excursus di tipo scientifico, la cellula quando da giovane, da molto giovane, viene abituata a essere troppo nutrita e quindi si ingrossa, ottiene una memoria di questo e vorrà replicare questo stile di crescita anche nel futuro, per cui chi mangia in maniera sregolata o chi ha stili di vita non salubri e tende all'obesità fin da piccolo, purtroppo è molto probabile che in età adulta tenderà all'obesità anche mantenendo uno stile di vita differente. Quindi questo è molto importante, educare fin da piccoli, fin da giovani, madri, bambini, a una buona educazione alimentare, quindi a scegliere bene non soltanto la quantità, ma la qualità, perché posso mangiare poco e male, ma invece posso mangiare di più e bene e di conseguenza nutrire meglio il nostro organismo. Quindi non si parla soltanto di quantità, ma anche di qualità di quello che noi ingeriamo. Molto chiaro, sentiamo anche cosa ne pensa Giovanni Marangon proprio in fatto di prevenzione. Prego, Presidente. Guardi, a me è andata via l'audio, non so cosa sia successo, non sento più niente. Adesso mi sente, Presidente? Sì. Mi sente adesso? Sì, la sento. Ecco, allora volevo anche la sua versione per quanto riguarda la prevenzione, specialmente sui giovani, perché è facile fare prevenzione col diversamente giovane perché ha patologie, ma il giovane non si accorge e, come diceva il dottor Patelli, quando si è giovani si pensa che la vita è lunga, di spaccare tutto. Lei cosa dice in fatto di prevenzione? Quanto importante è invece far capire anche ai ragazzi la prevenzione? Guarda Morella, qua ci tocchi sul vivo, perché prima tu hai citato i nostri soccorritori Carlo e Franco, che tra l'altro verranno qua in sede tra poco, e quindi loro fanno parte di quel gruppo di persone che si dedica del progetto Mini Enna Sai Salvare una Vita, e quindi loro durante l'inverno si alzano alle 6 della mattina, preparano armi e bagagli e vanno nelle scuole superiori qua del territorio della provincia di Vicenza. Adesso si stanno spingendo anche un po' oltre, e le classi quinte delle superiori insegnano a riconoscere l'arresto cardiaco e a intervenire. Quindi, insomma, da prevenzione è un aspetto per noi estremamente importante e fondamentale, tant'è che noi ci dedichiamo anche per tutto il periodo scolastico, andare nelle scuole a insegnare queste manovre, che sono veramente manovre salvavita, e non serve neanche tanto, perché insomma le nostre mani possono diventare strumenti formidabili per salvare una persona, o comunque per preservarla da danni più grandi che potrebbero venire in mancanza di ossigeno che arriva al cervello in caso di arresto cardiaco. Insomma, quindi questo vuol dire anche che si parte da lì. La cosa che ci lascia un po' perplessi è che siamo noi che ci proponiamo alle scuole, non è il contrario. Dovrebbero le scuole dire: voi fate questo tipo di progetto, perché non venite da noi a farci una giornata informativa? Siamo noi che dobbiamo chiamare le scuole e dire: siamo Associazione Italiana Soccorritori, abbiamo questo progetto, siamo tutti volontari, cosa dite? Vi potrebbe interessare? Sì, insomma, la maggior parte ci dicono di sì, però insomma siamo noi che ci proponiamo e andiamo per tutto l'inverno, tutto il periodo scolastico, a fare questa attività di prevenzione nelle scuole. E adesso stiamo iniziando anche ad andare anche alle elementari, con i bambini piccolissimi che sono carinissimi, perché ti dicono sempre, alzano la manina. Anche mio nonno è capitato, anche mio zio ha avuto questa cosa, e uno ha lasciato un messaggio, ha detto: la cosa più bella è che sono riuscito a salvare l'uomo di gomma. Ha capito, Presidente, perché ho detto l'importanza di entrare nelle scuole, ma che dobbiamo entrare proprio per farli toccare con mano quella che è la realtà, ecco, farli diventare protagonisti. Avete sentito dei bambini piccolissimi, però come si avvicinano, perché sono interessati, e questo è il problema. Non si può vivere solo di didattica, non si può, è uno sbaglio. Diventa noiosa la scuola se si fa solo didattica. Sì, si deve studiare, ma dovrebbe essere anche una scuola
più divertente, una scuola che ti aiuta in un percorso che è anche il mondo del volontariato, il mondo della vita, quello che può succederti nella vita, a conoscere altre realtà, ma non possiamo avere tutti questi suicidi di ragazzi, ecco, i chikimori che si chiudono in stanza, non escono più perché non hanno più punti di riferimento e sono terrorizzati di uscire. Dobbiamo pure porci questa domanda, le scuole devono porsi, io non posso andare negli auditori e vedere sono diventati dei grandi magazzini e basta, non si può, non ci sono laboratori, pochi, è fondamentale anche per la manualità. Cosa dice il Presidente? Beh, ma certo, ormai guarda Mirella, gli insegnanti sono diventati anche loro soffocati da una burocrazia imperante, devono seguire il programma, devono fare verifiche, insomma si sta un po' perdendo il rapporto, il contatto con il ragazzo, insomma è diventato prioritario essere in linea con i programmi ministeriali e poi si perde quello che è poi l'aspetto più umano della scuola. Una volta, insomma, quando andavo a scuola io, il maestro, la maestra era quasi vista quasi il surrogato del papà, insomma, della mamma, era una figura così familiare, anche i bidelli erano persone a cui potevi anche fare affidamento se hai bisogno di qualcosa. Adesso è diventata una cosa assolutamente asettica e devi seguire i programmi, c'è niente da fare, devi mostrare che hai avuto dei risultati, che hai conseguiti e basta. Insomma, tutto quello che è aspetto poi emozionale e relazionale un po' si perde, insomma, credo che sarà così a peggio, insomma, non vedo molto futuro in questa cosa. Io penso che come lo sport è entrato nella Costituzione, il mondo del volontariato deve entrare nelle scuole. Voi pensate che noi qui nel Veneto, nel nostro territorio, abbiamo 7.000 associazioni di volontariato e la maggior parte, quasi tutti, sono diversamente giovani. Allora, siccome questo volontariato ha dimostrato quanto importante, specialmente in casi di emergenza, penso appunto con il Covid, con la pandemia, dove eravamo tutti in prima linea nonostante anche il pericolo che c'era, perché arrivavamo dove la politica non arrivava. Se qualcuno si rende conto che magari nel pomeriggio, non un obbligo, ma sapere che nella tua scuola puoi imparare cos'è il mondo del volontariato, ecco, penso sarebbe una cosa utile e buona e forse avremo anche molte baby gang in meno in giro, perché io sono convinta che tutti questi ragazzi, se tu li gratti alla fine, qualcosa di buono esce, ma se nessuno va a vedere quel qualcosa di buono e lui ascolta, non ne andremo mai fuori, non c'è niente da fare. Tanto è vero che nelle scuole, lo dico sempre, abbiamo solo 2 ore di sport, pensate, del volontariato non ne parliamo. Cosa dice il dottor Patelli? Beh, condivido pienamente la sua analisi e anche quello che ha detto il Presidente Marangon. Il volontariato nel nostro territorio è estremamente radicato ed effettivamente coinvolgere i giovani in attività diverse da quelle a cui sono abituati e avvicinarli al volontariato sarebbe un modo per fargli capire com'è la reale società e toglierli da degli ambienti poco sani. Lo sport ovviamente è un grandissimo strumento di allontanamento dei ragazzi dagli ambienti poco sani o dalle baby gang e noi ci dobbiamo fare promotori, noi come attori sanitari, voi come giornalisti di questo tipo di pratiche virtuose, perché effettivamente i ragazzi molto spesso anche per ritmi di vita differenti rispetto a una volta, dove i genitori sono molto presi dai rispettivi lavori e dove effettivamente c'è bisogno di arrivare a fine mese e portare a casa uno stipendio, vengono lasciati molto a se stessi e questo purtroppo non è colpa di nessuno e c'è bisogno di impegnarli e di impegnarli anche con attività differenti. Diceva un'altra cosa bellissima lei, che la didattica è importante. Io ho dei bambini che sono proprio a livello scolare e vedo quanto importante sia la didattica, ma quanto altrettanto importante, se non di più, sia la parte pratica, la parte di contatto, la parte che faccia capire ai bambini come si può tradurre lo studio in attività quotidiana e il contatto proprio
con l'ambiente pratico e non solo quello teorico ci rende tutti quanti più consapevoli della nostra vita, di quello che ci succede intorno, e ci permette anche di studiare meglio. Quindi mi auguro veramente che ci possa essere una presa d'atto anche a livello di programmi ministeriali, e che venga liberata un po' il corpo docente da tutta questa burocrazia imperante, per far sì che possano sviluppare dei programmi e di attività alternative senza sentirsi soffocati dal raggiungimento a fine anno di tutto il programma con tutti i punti, con le spunte, perché sennò effettivamente lo studio, l'apprendimento diventano sterili, e addirittura a volte vengono vissuti dai bambini e dai ragazzi come un'imposizione e non come una motivazione a migliorarsi. Sono perfettamente d'accordo. Allora andiamo a vedere, per chiudere, questa proprio farmacia per i bambini. Era l'anno scorso, lo ripeto, abbiamo bisogno di voi. Anche quest'anno cercate di donare questi farmaci, quelli che volete, perché per noi sono fondamentali, perché le famiglie non ce la fanno, non riescono a prendere neanche i prodotti da banco, soprattutto quelli, perché hanno pochissimi soldi. Vi ho detto, la povertà è in aumento. Andiamo a sentire cosa dice. Andiamo. Noi abbiamo riscontrato che ogni anno incontriamo la sensibilità da parte della nostra clientela, o di molta parte della clientela, soprattutto quando si tratta di bambini, per queste iniziative di donazione a favore dei bambini di famiglie disagiate, che di conseguenza soffrono di questa povertà sanitaria. C'è tempo fino a domani per aderire all'iniziativa In Farmacia per i bambini, promossa dalla Fondazione Francesca Rava in più di 2.500 farmacie italiane, diverse delle quali nella Marca, con l'obiettivo di raccogliere farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per bambini e ragazzi minori in condizioni di bisogno. Avviata ormai 10 anni fa, la campagna è oggi drammaticamente attuale. Purtroppo le situazioni che si sono venute a verificare negli ultimi anni hanno aumentato questa fascia di popolazione che ha questa difficoltà nel poter assicurare ai figli tutto quello che necessita. La pandemia, la perdita dei posti di lavoro, si sono verificate diverse situazioni critiche che rendono molto attuale queste iniziative a favore appunto delle fasce deboli. Una volta raccolti, i farmaci arriveranno a destinazione tramite associazioni e strutture che si occupano di famiglie in difficoltà o direttamente di minori. E noi siamo una di quelle, perciò quest'anno, anche quest'anno, dal 17 al 24 novembre, mi raccomando, donate. Poi sapete che qui a Treviso arriveranno al mio banco solidale. Ho necessità, perciò vi chiedo veramente, visto che voi mi supportate in tantissime cose, supportatemi anche con la farmacia per i bambini. Come ci saluta, dottor Patelli? Vi saluto ringraziandovi, perché per noi è sempre molto importante essere presenti in questi consessi, per far capire quanto importante sia la nostra professione, quanto importante sia il contatto con il pubblico per noi, e ci sentiamo grati di questo. Infatti, se mi permette 30 secondi, io vorrei fare un piccolo appello agli studenti che decidono di iscriversi all'università, o che prossimamente si iscriveranno e sceglieranno il corso di studio universitario, di valutare veramente con attenzione la nostra professione, la professione di farmacista, perché è una professione molto eclettica, molto cambiata negli ultimi anni, anche grazie, fa strano dirlo, grazie al Covid abbiamo potuto sviluppare ancora di più le nostre competenze sul territorio. È una professione che ti permette il contatto col pubblico, sei un professionista sanitario, tocchi la salute delle persone, maneggi strumenti importanti e tecnologici come sono i farmaci. A volte ci si dimentica che dietro un farmaco che viene acquistato in farmacia ci sono anni e anni di studi, di test, di analisi chimiche, e quindi questo è estremamente stimolante. E siccome negli ultimi tempi c'è una carenza di personale sanitario in generale, ma anche di farmacisti, io veramente vi invito a valutare con molta attenzione la professione di farmacista, qualora siate dei ragazzi che devono intraprendere il percorso di studio universitario. E ha fatto benissimo a fare questo Patello, grazie al dottor Livio Patelli, Farmacie Unite. Giovanni Marangon, Presidente, come ci saluta?
vi saluto, Mirella, ti saluto, tanto ti ringrazio dell'invito, è sempre un piacere ritrovarci. Ecco, ti ringrazio anche di aver dato voce al volontariato, che è una realtà veramente importante e indispensabile per la nostra società. Grazie ancora di averci fatto da portavoce di queste nostre iniziative. Grazie ancora e magari a presto. Grazie al Presidente Giovanni Marangon, Associazione Italiana Soccorritori, pubblicità. La distanza che divide la pista di bob di Cortina da quella di Innsbruck è di solo 168 km. Poche ore di macchina, qualche pedalata sulla ciclabile. Siamo a Cortina, davanti al cantiere dove si sta smantellando la vecchia pista Eugenio Monti, e qui si vuole costruire il nuovo impianto per lo skeleton, il bob e lo slittino in previsione dei Giochi Olimpici del 2026. Costo 120 milioni di euro, una cifra enorme, soprattutto se consideriamo che la spesa prevista era di 47 milioni. E poi ci sono i costi di esercizio, 400.000 euro all'anno per 35 praticanti italiani nelle diverse specialità, maschi e femmine, una cifra esorbitante, più di 3 milioni e mezzo per ogni atleta. Ci sono i costi ambientali, perché sarà compromesso l'ariceto antico che sta qui nella conca Ampezzana. Questo è un momento cruciale, siamo nei giorni decisivi. Il bando di gara per la realizzazione della nuova pista è andato a deserto e i tempi per ultimare l'opera sono ormai strettissimi. Dirottare le gare nel vicino impianto di Innsbruck, come richiesto da molti cittadini e da molte associazioni, è quindi la soluzione che risulta più sensata. La distanza di 168 km non può essere un problema, visto la natura interregionale di queste Olimpiadi spalmate da Milano alle Dolomiti. Andiamo? Andiamo. Eccoci arrivati alla pista di bob di Innsbruck. Bello questo pachiderma d'acciaio. Potrebbe occupare la conca di Cortina. Qui c'è piena disponibilità a prestare l'impianto per le Olimpiadi e la distanza, come abbiamo potuto verificare in questi 2 giorni, non è un gran problema. E inoltre trasferire qui le gare non sarebbe nemmeno un fallimento progettuale, ma un'ottima occasione per dimostrare al mondo che l'Italia può farsi portabandiera di una nuova modernità. Sarebbe una scelta coraggiosa e persino astuta. Potrebbe mostrare la potenza di un'Italia che si fa portavoce di un mondo che cambia. E non potevo non invitare Giancarlo Gazzola. Grazie Giancarlo di essere qui per parlare di questo movimento dove tu veramente stai cercando di dare risposte concrete a quelli che sono degli scempi incredibili. Veramente grazie. Saluto anche la dottoressa Silvia Grigolin. Grazie anche a lei, dottoressa, ente del terzo settore, ecco, comunque è presidente di un'associazione importante che poi la commenterà. Allora Giancarlo, io vorrei proprio capire che forse non c'è stata trasparenza nell'opinione pubblica, nel senso che eravamo partiti con un costo di 48 milioni e fin là ci si poteva anche stare. Certo. Perché sono Olimpiadi, è un segnale forte che l'Italia voleva dare, specialmente qui al nord. Però all'improvviso questi costi non erano reali, erano un'ipotesi di costo. Alla fine noi ci trovavamo
a discutere di 120-130 milioni e chissà alla fine cosa sarebbe costata questa pista da bob. Per un totale, l'hanno detta gli addetti ai lavori, perciò non possono contestare questi numeri, 40 persone tra slittino, bob e altro. Allora voi capite che in un momento dove abbiamo il paese, come ho detto prima, con una povertà crescente che fa spavento, con una sanità, specialmente diversamente giovani e non solo, anche le famiglie, tanto è vero che ho parlato di farmaci per i bambini, questa fondazione Rava che farà questa raccolta per l'aiuto che abbiamo bisogno di avere. Ma vi sembra che in questo momento si senta ancora parlare di pista da bob, di ponte sullo stretto, di opere faraoniche? Perché il problema che forse qualcuno non riesce a capire è che questi politici passeranno, però i costi di queste opere che hanno deciso loro senza consultarci minimamente, anche se lo Stato sommo noi, resteranno nella nostra groppa. Abbiamo già un debito che è incredibile, ma vogliono capire che noi siamo stanchi perché sono soldi nostri che vengono decisi per farsi le piramidi, ma poi le piramidi ce le abbiamo noi, dobbiamo pagarle noi. Ma servono queste piramidi in questo momento o servono di più i servizi alle persone, quello che ha bisogno il territorio, di infrastrutture serie? Abbiamo ponti che crollano, scuole a pezzi, ma non so io, i trasporti non ne parliamo. Sì, allora, cominciamo proprio da questo, Giancarlo Gazzolla, col tuo movimento, prego. È proprio un disastro. E allora, per fortuna ormai sembra al 99% che la pista di bob a Cortina non si farà, perché naturalmente i costi sono andati altissimi, dai 45 milioni ipotizzati dal nostro presidente Luca Zaia, che addirittura all'inizio sembrava che lo dovesse pagare proprio la Regione Veneto la costruzione della pista, invece poi si sono visti i costi che sono lievitati mese per mese e addirittura adesso eravamo arrivati a 124 milioni di euro e ancora non basterebbero e hanno chiesto altri 50-60 milioni, qui andremo intorno ai 180 milioni a grandi spanne, quindi veramente un disastro per una pista di bob che a noi potrebbe durare una ventina di giorni per fare le gare olimpiche e poi verrebbe abbandonata, perché si sono visti anche gli altri impianti delle Olimpiadi precedenti che sono state tutte abbandonate per gli altissimi costi poi per mantenerle attive e non ha senso. Quindi queste cose qui sono veramente assurde e quindi io proporrei, avevo lanciato anche un messaggio a una senatrice che proponesse, facesse un appello che le piste di bob come gare olimpiche venisse anche addirittura sospesa, tolta, perché con i cambiamenti climatici in atto veramente la pista di bob non è più sostenibile come sport. Allora noi abbiamo solo qua da noi, la pista da bob che costava quello che costava e non sappiamo ancora come andrà a finire, ma speriamo bene. Abbiamo il Mose, abbiamo la Pedemontana, adesso si parla anche di un'altra diga a Vanoi, l'abbiamo sentito prima. Anche lì pericolosa. Ma vogliamo capire che forse veramente qualcuno deve riflettere prima di decidere veramente di cosa fare, perché noi abbiamo dei fior di urbanisti che dicono tutto l'incontrario di quello che dice la politica. Noi vogliamo capire dove sta la verità e poi fare le nostre riflessioni, ma ci deve essere trasparenza, non imbroglio delle carte come succede spesso. Allora, sentiamo cosa ne pensa, salutiamo anche la dottoressa Silvia Grigolin, visto che si parla di ente del terzo settore. Prego, Presidente. Grazie Mirella dell'invito, buongiorno a tutti. Sì, sono in linea con il pensiero che state esplicitando. Effettivamente ci sono dei problemi concreti, reali, che la popolazione e le persone, le famiglie espongono tutti i giorni e vivono. Andare a finanziare progettazioni così grandi con costi così elevati e delle ricadute poi di questo tipo è veramente poco comprensibile, per usare un eufemismo, ed è anche preoccupante pensare che si stia lavorando in quell'ottica. Noi come ente del terzo settore lavoriamo a stretto contatto con le famiglie e ci sono dei dati che ci portano a riflettere su problematiche reali. Abbiamo un progetto legato all'anziano e lo abbiamo perché la popolazione anziana sta aumentando, quindi sarebbe il caso probabilmente di riflettere sul finanziamento legato
a progettazioni di questo tipo che diano delle risposte concrete. Basti pensare che in Veneto negli ultimi 20 anni la popolazione over 65 è aumentata notevolmente, parliamo di un 40%, e anche pensando a proiezioni Istat, nel 2050 la percentuale di over 65 sarà del 34%, ora è del 24% al 1 gennaio 23. Quindi cosa fare di situazioni reali? Certamente va progettato e va aiutata l'implementazione di servizi che possono dare delle risposte concrete. Ha fatto bene a dirlo, dottoressa, anche perché noi abbiamo bisogno di RSA. Abbiamo bisogno di case per le famiglie, non si costruisce più per le famiglie, solo grandi attici, grandi appartamenti per milionari. Noi abbiamo bisogno di risposte concrete al nostro territorio, non ce la fa più. Il nostro territorio, guardate, è un bellissimo territorio e basterebbe veramente anche poco, non è che basterebbe solo guardare intorno gli amministratori cosa si potrebbe fare, ma i sindaci non sono ascoltati, no. Sono quelli che hanno veramente il senso proprio del territorio, di quello che serve, ma non vengono minimamente ascoltati e si appartengono ai partiti che sono più in auge. Però c'è qualcosa che non torna, che alla fine si arriverà a un dunque, perché bisogna arrivare a un dunque. Come risponderà la popolazione quando veramente si vedrà con le spalle al muro? Perché come ha detto lei, dottoressa, noi abbiamo una popolazione che invecchia, abbiamo l'assoluto non ascolto di giovani e di diversamente giovani, non abbiamo supporto ai bambini, ma vogliamo capire, siamo senza palestre. Siamo anche senza palestre, ma perché si accaniscono su delle strutture che non le ha chieste nessuno? Uno si sogna alla sera mi faccio una nuova piramide, sì, ma con i soldi nostri però. Certo. È ben diversa la questione, perché il politico, come ripeto sempre, lo ripeto anche ancora, passerà, ma l'opera dovremmo pagarla noi, e se è un'opera che non funzionerà mai, come abbiamo visto certe opere addirittura che non sono state terminate, ma quei soldi dove sono andati a finire? Pensate quante famiglie, quante strutture si sarebbero potute creare. Ecco, cosa vuoi dire, Giancarlo? No, dico, addirittura avete visto nelle cronache dei giornali in questi giorni che addirittura la Corte dei Conti ha messo il naso adesso sulla struttura della pista di bob, e il motivo perché non è stata costruita, e sembra che siano stati bruciati 5 milioni di euro solo per progetti e studi vari, perché addirittura sono stati preparati 6 progetti per la pista di bob e sono sempre cambiati. Poi l'ultimo era veramente una struttura faraonica, quello che doveva andare in porto, e sembra che per la pista di bob vecchia, quella di Monti, che è stata distrutta, sembra che siano stati buttati via 3 milioni e 800 mila euro per la demolizione, e quindi quella pista là non doveva nemmeno essere distrutta, perché nel trattato che era stato fatto con il Comitato Olimpico era chiaro che doveva essere la pista restaurata, ristrutturata, non demolita. E quindi adesso abbiamo anche tutta la pista demolita, non abbiamo niente, e spero che vengano fatti dei controlli su queste spese, perché non è possibile, insomma, avere queste situazioni dove buttiamo soldi a valanghe dove non servono, e mentre, come giustamente è stato detto, abbiamo bisogno di sanità, di servizi, di scuole, le strade devono essere sistemate, abbiamo in montagna soprattutto il territorio che sta franando, e noi andiamo a costruire anche con la scusa delle Olimpiadi, per esempio a San Vito di Cadore, una variante, perché ci servono delle varianti, per esempio a Valle di Cadore serve, a Tai di Cadore serve, ma a San Vito di Cadore non serve quella variante di strade di oltre 2 chilometri fatta sull'argine del Boite, del torrente che è a rischio idrogeologico, dove vengono tagliati i prati in due parti, vengono buttati via soldi, buttiamo cemento e roviniamo il paesaggio. Cioè è lì che buttiamo soldi per nulla. Quello che si nota, dottoressa Grigolì, è questa la fobia del cemento. Ormai si vive solo su grande business del cemento. Noi abbiamo sentito degli ospedali di comunità, ma se non abbiamo medici e infermieri, tanto è vero che sono chiusi.
non riescono a aprirli perché manca il personale. Ma chi se ne frega dell'ospedale di comunità se non ho l'infermiere o il medico? Io voglio essere curata, non me ne frega niente della struttura. Il terzo settore, che doveva essere prominente proprio nel PNRR, non si capisce come sarà, dove andranno a finire questi soldi. Lei ne sa qualcosa, dottoressa? Mi piacerebbe, nel senso che i soldi in questo caso ci sono, il problema è che se non vengono utilizzati per queste finalità importanti sarà solo colpa nostra, perché questa è un'occasione che andrebbe presa e sfruttata al meglio, cioè, usando il termine sfruttare nel migliore dei modi, con valenza positiva. Parlando, lei accennava alle case di riposo, ne abbiamo bisogno anche di tutte quelle realtà magari più piccole che possano dare risposta a quella fetta di popolazione dove magari la casa di riposo può essere utile ma più in là nel tempo, non adesso, però adesso hanno comunque bisogno di risposta. Ecco perché nel nostro caso sono nati i progetti delle case Anidoro, quindi le realtà più piccoline, non pensando per forza sempre a grandi infrastrutture, realtà più piccoline da realizzare in contesto domestico, in case che già ci sono, magari anche non utilizzate. Spesso abbiamo anche situazioni dove la casa è vuota e si pensa a come poterla sfruttare al meglio, dove si possono accogliere un numero per esempio ridotto di anziani e dove si possono sentire realmente a casa, accuditi. Dei piccoli co-housing, come abbiamo visto, perché abbiamo anziani non solo non autosufficienti, ma abbiamo anche quelli sufficienti che per vari motivi chiedono di entrare in queste strutture che non sono male, devo dire la verità. Guardate, io ci entro, almeno qui a Treviso. Ecco, perché se qualcuno ha paura, perché i messaggi che sono passati in questi anni sono stati devastanti, veramente. Abbiamo visto sempre esempi negativi come le baby gang e così anche nelle RSA, però pochi esempi positivi. Io li ho sempre fatti vedere perché è quello che vedo nel mio territorio. Vedo molti giovani all'interno di queste RSA, visto che dicono che i giovani non vogliono fare dei lavori strani. No, là ci sono, andate a vedere prima di dire che... Dopo, per carità, c'è sempre la mela marcia, ma quella ci sarà sempre, anche chissà se costruiamo chissà cosa. Però la realtà è anche questa. I figli se ne fregano, la maggior parte del genitore, dell'anziano, hanno la loro vita, la loro famiglia. Io li ho avuti qua ospiti, hanno lasciato le case, i figli, e loro sono andati in questa RSA, in questa residenza, e si trovano benissimo, sono marito e moglie, perché sentivo che erano diventati un peso. Cioè non tutti i figli sono proprio così vicini ai genitori, o sbaglio, dottoressa? Sì, è vero, ci sono anche quelle situazioni in cui i figli sono preoccupati perché magari l'anziano il genitore più anziano inizia ad avere qualche lieve dimenticanza, non ricorda la pastiglia delle 10, non cura l'alimentazione come invece vorrebbe il medico, e quindi hanno bisogno magari di un accudimento, di una realtà che si prenda cura in alcune ore della giornata, in alcuni momenti della settimana in cui non riescono. Ci sono delle realtà, come lei diceva, molto belle, ci sono però anche delle fette di popolazione, delle fasce che non è detto siano propense per quel tipo di proposta. Personalmente ci siamo interrogati su questo, abbiamo anche detto: ma noi un domani in quale contesto vorremmo essere accuditi? Mi è anche capitato di accompagnare una persona cara in una casa di riposo bellissima, c'era il pianoforte, era coccola, era bella, ma per quella persona io sapevo che non era l'ambiente che, se avesse potuto, avrebbe scelto. Quindi dare anche altre soluzioni va fatto. Perché? Perché la popolazione, dicevamo, anziana sta aumentando ed è varia, non siamo tutti uguali, e popolazione anziana vuol dire terza età, quarta età e anche i grandi vecchi, ma per arrivare agli 84 anni c'è tutta una fascia in mezzo di persone, una diversa dall'altra, che hanno esigenze diverse. E inoltre la popolazione attiva, quindi quella più produttiva, sta diminuendo e purtroppo diminuirà, quindi non possiamo non pensare a queste situazioni e non voler dare risposte. Ecco, sì, però dottoressa, è vero anche che forse
ci fanno vedere poco di quella che è la realtà di queste residenze, nel senso che si può anche andare a visitare e si può capire che forse si può fare anche un pranzo assieme e poi tornare a casa. Non è detto per forza che tu devi stare là, ecco, notte e giorno, puoi anche frequentarle. E questo si fa pochissimo, ve lo posso assicurare. Pochi figli portano i genitori a vedere anche questa realtà, anzi forse proprio col senso della paura di entrare in questi posti, ecco, si tolgono questo sassolino dalla scarpa e lasciano magari l'anziano da solo, con acciacchi, con la poca sicurezza che abbiamo. Dottoressa, non dimentichiamo anche in questi giorni cosa sentiamo di questi anziani che veramente sono soggetti alle più tremende furberie, perché i furbi li abbiamo, perché loro sono in buona fede, aprono queste case. Vedete quanti sono stati massacrati di botte perché si sono fidate. Però iniziare a parlare di sicurezza sì. Perché veramente è un problema che si tocca poco. Io sono molto preoccupata per questi anziani, perché loro non si rendono conto, sono vissuti con le porte aperte. Vogliamo capire che nel loro DNA c'è la porta aperta e non la porta chiusa. E quando qualcuno si ferma a parlare con loro, per loro è una cosa importantissima. E perciò entrano, nonostante quello che loro si fidano. Prego, cosa vuoi dire, Giancarlo? No, è vero questa realtà qui, che le persone anziane è un'occasione, magari sono sole in casa, quando vedono una persona che gli si avvicina con qualsiasi scusa malefica, diciamo, loro si fidano, aprono la porta tranquillamente, addirittura gli offrono anche un caffè, un bicchiere di vino, per dire, no? Specialmente in campagna. Però invece ci sono quelli che sono delinquenti e li picchiano magari per 4 soldi che loro hanno nel cassetto della cucina. Quindi la sicurezza è una cosa molto da valutare e da fare molta attenzione, soprattutto in certi comuni di campagna, perché sono le zone più battute dove i delinquenti purtroppo vanno da queste persone anziane. E oltretutto la persona anziana vedo che non viene presa molto in considerazione purtroppo, perché per noi, per l'economia, la persona anziana non conta più nulla e quindi viene messa da parte, e quindi questa è una cosa molto grave, allora, perché è la nostra memoria, è l'anziano. Anche cosa dice proprio la CGIL, proprio anziani non autosufficienti. Andiamo a sentire, chissà che qualcuno riesca a capire. Dal 2011 in Veneto il numero di anziani fragili a rischio non autosufficienza è triplicato. L'allarme è lanciato dallo CGIL regionale, per il quale l'invecchiamento della popolazione è passato dall'essere un problema all'essere un'emergenza. Secondo varie fonti, fra cui il Censis, 180.000 ultra 65enni non sono autosufficienti, circa il 16% degli anziani veneti. Moltissimi anziani che per varie patologie si trovano in una condizione di particolare fragilità e in molte situazioni si va verso la cosiddetta non autosufficienza. Purtroppo dobbiamo dire che i servizi che oggi vi sono nel territorio non sono all'altezza di questa necessità e di questa sfida. A marzo il Parlamento ha approvato la legge delega nazionale che affronta i temi dell'assistenza. Eppure, a distanza di mesi, ci sono diversi nodi che rimangono aperti e non rendono il provvedimento efficace. Oggi vi sono 2 questioni che dobbiamo registrare. La prima, che i cosiddetti decreti attuativi non sono ancora stati approvati, ma soprattutto la seconda, e cioè non ci sono i finanziamenti necessari. Quindi noi diciamo non basta scrivere una norma, servono degli investimenti. In Veneto, secondo un'indagine di Italia Longeva, circa 30.000 ultra 65enni sono ospiti delle case di riposo e altri 24.000 godono di un'assistenza semiresidenziale. Tutti gli altri vivono a casa con la necessità di interventi e cure non sempre garantite in misura adeguata. Questo è quindi un allarme che noi vogliamo lanciare, perché questo tema ci sembra sparito dalla discussione. Invece, secondo noi, questo deve essere uno dei temi prioritari che a livello nazionale, ma anche e soprattutto la nostra regione, deve porsi nei prossimi mesi.
Ecco, speriamo che qualcuno riesca a capire che questa popolazione sta invecchiando e noi non possiamo sempre dire non ci sono i soldi per le infrastrutture, per le RSA, perché vuol dire anche trasporti, cioè, pensiamo bene, non abbiamo soldi per i servizi alla persona. Dottoressa, non si può continuare a dire di no e dopo sentire che per le guerre si trovano i soldi, per il ponte di Messina si trovano i soldi, per la pista da bob quasi c'erano, non si sa come, da dove uscissero tutti questi soldi, visto che la Presidente Meloni ha detto alla Premier che non ci sono soldi, vorrei capire da dove vengono fuori questi soldi. Ecco, un po' di trasparenza. Prego, dottoressa. Sì, allora stiamo dicendo che la popolazione anziana non autosufficiente è aumentata in maniera esponenziale, stiamo dicendo che c'è anche una fascia di popolazione che diventerà così a breve, perché se ci auguriamo tutti di vivere a lungo, non autosufficienti lo saremo tutti. Allora, invece di ragionare sempre sul qui e ora, che ha senso, però ha senso fin là, bisognerebbe anche ragionare in ottica preventiva e quindi investire per far sì che questa fascia di popolazione, che adesso non è ancora non autosufficiente del tutto, ma lo sarà a breve e aumenterà sempre di più e aumenteranno quindi i costi, possa mantenersi il più a lungo possibile attiva. Quindi tutte quelle persone che adesso hanno bisogno di accudimento a casa, ma che non trovano soluzione nella casa di riposo, non possiamo lasciarle a se stesse, perché allora, visto che dobbiamo sempre parlare di costi, i costi legati a questo sostentamento aumenteranno. Ragiono in termini di costi perché è quello su cui stiamo ragionando anche adesso, ma che fa più presa, no? Mentre pensare a realtà più piccoline, di dimensioni ridotte, dove ci sia un operatore formato, seguito, monitorato e lì chiediamo anche alle amministrazioni e agli enti di essere vicini, perché anche queste fungono da controllo, e che possa mantenere queste funzioni attive nel tempo di questa fascia d'età di anziani, permetterà di arrivare all'autosufficienza sempre più lontano nel tempo e di diminuire anche i costi, perché tra l'altro rispetto al progetto che abbiamo noi e che portiamo avanti da tempo, che è le case anni d'oro, noi non graviamo a livello di costi sugli enti, sulle amministrazioni, sul territorio, e questo è da dire. Quindi ci sono anche possibilità di offrire delle risposte senza per forza aggiungere costi, ma anzi dando risposte. Ed è importante poter utilizzare veicoli come questo, per cui ringrazio molto dell'invito, per spiegare che ci sono queste possibilità, però è bene dire, ok, siamo sensibili al tema, ma diamoci da fare per promuovere le iniziative e divulgarle. Noi siamo stati anche fortunati perché le realtà alle quali, le amministrazioni comunali alle quali abbiamo presentato i progetti, che già ci conoscevano per progetti similari, le case anni verdi per i bambini, ci hanno sempre concesso patrocini per promuovere l'iniziativa, questo è da dire. Anche il Consiglio regionale del Veneto, in occasione di un'iniziativa realizzata tempo fa in collaborazione col Comune di Venezia, però bisogna che l'attenzione sia focalizzata da più enti su questo aspetto e che insieme si facciano dei passi concreti. Non può essere sempre la singola iniziativa privata da sola a far fronte a tutto, perché non può farlo, non ce la si fa. Ci vuole una sinergia di intenti e focalizzare l'attenzione su bisogni che esistono, non su cose che non ha senso portare avanti, che poi aumentano ancora di più i costi. Però, dottoressa Gazzola, è anche vero, ne parlavo ieri proprio con la Presidente Corradi del CSV di Belluno Treviso, che siamo anche noi che dobbiamo fare più squadra, che dobbiamo conoscerci. Noi non ci conosciamo, siamo 7.000 associazioni, ma non ci conosciamo, non facciamo rete, abbiamo i campanili e facendo questo non riusciamo ad arrivare alle fragilità. Perché là poi che colpiamo? Perché non li aiutiamo, troviamo i nonni morti nelle case nel 2023 e quando vai dai servizi sociali ci dicono sì, lo conoscevamo ma non sapevamo o non lo conoscevamo per niente. Capisce che si fa fatica a dare risposte finché rimarremo divisi. Noi dobbiamo sapere chi siamo e chi fa cosa, perché non possiamo fare tutti tutto. No, ognuno deve prendere un settore ed aiutare quel settore facendo squadra con altre associazioni. Questo non si riesce a capire perché viviamo nel profondo nord e abbiamo i campanili, dottoressa. Se io non l'hai visto, mi scusi, molti non sapevano neanche che lei esisteva, parlo come associazione naturalmente, perché veramente non riusciamo. Io penso di essere l'unica, lo dico come trasmissione, che invita tutte le associazioni.
Ma come ha detto giustamente il presidente Marangon prima dei soccorritori di Bassano, non sono io che mi devo promuovere alle scuole, sono le scuole che sanno che ci sono, che devono invitarci. Così dovrebbe funzionare il mondo del volontariato, anche con le scuole, con le istituzioni, non perché sei politicamente più vicino a destra che a sinistra vieni invitato o meno invitato. No, tu mi inviti perché sono regolarmente iscritta. Io non posso sentire associazioni che fanno bene al territorio che non sono mai invitate da nessuna parte. Non è possibile questo, qualcuno deve riflettere. O sbaglio, Giancarlo? Perfettamente ragione, dobbiamo fare rete, dobbiamo essere uniti e è l'unica maniera per avere forza contro queste persone che non hanno capito o che fanno finta di non capire, perché noi abbiamo una ricchezza straordinaria, ma possiamo portare anche delle cose molto propositive, valide, soluzioni che a loro, che al politico potrebbe ritornare anche utile, ma purtroppo non ci ascoltano. Questa è la cosa grave, no? Facciamo molta fatica noi a entrare in certe situazioni, cercare di trovare certe soluzioni, ma non veniamo ascoltati. Ma ha ragione la dottoressa prima delle soluzioni per gli anziani. Poi ci sono delle realtà che io conosco che purtroppo certe famiglie non riescono addirittura a sostenere i costi nella casa di riposo. Quindi cosa devono fare? Se li portano a casa, ma a casa è un problema, chi li gestisce? Non hanno magari capacità economiche nemmeno la famiglia, magari c'è un figlio solo, cosa fa? Abbandoniamo gli anziani a casa e dopo li troviamo morti dopo un paio di giorni? Queste persone, i figli devono andare pure a lavorare, non hanno sostentamento, non hanno possibilità magari di pagare... Oppure sono lontani. O sono lontani per questioni economiche, di lavoro. Quindi queste persone vengono anziane, vengono abbandonate a se stesse e noi andiamo a buttare soldi sulle Olimpiadi, sul Mose, sulla Pedemontana, andiamo a pensare allo stretto sul ponte stretto di Messina, che non so cosa servirà poi. Quindi è questo che è una cosa scandalosa, non è vergognosa, è scandalosa di queste persone, questi politici che ragionano in questa maniera e abbiamo le persone fuori dalla porta che non sanno come arrivare al giorno dopo per mangiare, no? A fine mese. E per arrivare in Calabria hai un treno a un unico binario. Sì. Capite veramente che qualcuno... Perché è facile poi da casa dire no, ma se serve dobbiamo andare avanti, dobbiamo guardare avanti. No, dobbiamo guardare quello che serve. Quello che serve. E il buon amministratore, adesso. se è un buon padre di famiglia, deve avere il coraggio di dire no su certe cose che in questo momento sarebbero devastanti come spreco di soldi e di energie. Prego, dottoressa. Perfettamente d'accordo, dobbiamo fare rete tra di noi e è vero, c'è un po' questa mancanza di sensibilità nel territorio nostro che è caratterizzato da qualche campanilismo, su questo sono d'accordo, però c'è anche l'intento, il volere di comunicare, spiegarsi e ascoltare anche le proposte degli altri, per cui questi canali vanno benissimo. Rispetto all'anziano in casa, è possibile che venga accudito bene. Noi per esempio proponiamo una formazione specifica e aiutiamo chi voglia farlo a casa, accogliendo pochi anziani con una formazione riconosciuta a livello nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico, seguendo poi in itinere la proposta e lavorando molto sullo stile relazionale, cioè è giusto avere delle competenze di tipo assistenziale, no? L'anziano che ha qualche difficoltà motoria, eccetera, ma non basta, bisogna saper stare con la persona, ogni anziano è unico, ogni anziano ha delle esigenze, può non piacergli per forza giocare a carte, può preferire un altro tipo di attività da fare insieme, quale, bisogna capire insieme quale e proporla nel fare quotidiano di ogni giorno. Esiste questa possibilità, quindi va fatta conoscere e magari anche mettersi insieme ad altre realtà sempre nei territori che possono creare dei momenti di incontro, delle sinergie. Nel nostro caso favoriamo molto il contatto in esterno con la natura, perché non lavorare con associazioni che già fanno questo e che sanno farlo bene? Esatto. Ma vedi che noi abbiamo le idee chiare, però ne parliamo, però io rimango sempre ferma. Guardi che sono anni che dico questo, io rimango ferma. Se io non li invito, ma mai una telefonata, perché c'è qualcosa che voglio rimanere da solo, perché ho paura di perdere la visibilità. Questo è, ricordatevi, è certo. questo, perché se lo fa lei o se lo fa Giancarlo non lo faccio più io, perciò diventa visibile Giancarlo e diventa visibile la dottoressa Grigolin. Ma non è quello, è che dobbiamo, se Giancarlo e la dottoressa Grigolin sono più bravi, dobbiamo aiutarli ad andare avanti in questo percorso, in questo progetto. O sbaglio, no, Giancarlo? perché la cosa importante è non
avere il pregio della mia associazione o quella della dottoressa, ma dobbiamo arrivare all'obiettivo. A me non interessa che sia io il più bravo o che sia l'altro più bravo, l'importante è arrivare all'obiettivo e portare a casa il successo per l'aiuto dei cittadini, non per l'associazione di per sé, perché non siamo dei politici che vogliamo la medaglia per avere la poltrona. Appunto. A noi la poltrona non ce ne frega nulla. Questo è il problema. Io non ho tessere, tu hai tessere. Non neanche per sogno. Dottoressa, lei ha tessere? Assolutamente no. Ecco, avete capito come siamo noi, che siamo proprio trasparenti. Però, dottoressa, ad esempio, anche sulla storia di questi ragazzi universitari che non riescono a trovare casa se non a prezzi incredibilmente alti. Io ho visto dei servizi fatti proprio nelle nostre televisioni dove degli anziani hanno accolto questi studenti in casa e per loro è cambiata la vita. Sì, perché hanno... È cambiata la vita. Hanno detto, ho un qualcuno che anzi mi aiuta, mi supporta, gioco assieme, parlo, perché non parlano più, riesco a parlare con qualcuno, la mia vita è cambiata, sono strafelice. Ma perché non si percorre anche quella strada? Io capisco che si ha paura dell'estraneo, di mettersi... Ma non abbiamo mica tutti delinquenti e dei giovani, perché sta passando anche questo messaggio. La paura, il figlio che ha paura che la mamma chissà chi entri, cosa porti via. Ma di cosa stiamo Potrebbe parlando? Essere anche una sicurezza per l'anziano, visto di questi tempi. Cosa dice, dottoressa? Anche percorrere questa strada, capire chi vuole cosa e come si può fare. Certo, è fattibile sempre creando rete, cioè laddove la politica non arriva perché ha altri interessi, probabilmente proponendo delle idee insieme, cioè più realtà che specializzate in ambiti diversi, forse può fare più presa, perché il politico coglie che dall'altra parte può esserci una competenza, un approfondimento da sfruttare in bene, e queste realtà sono state possibili perché ci si è messi insieme a ragionare e si è detto apriamoci a questo tipo di percorso, che va benissimo perché crea uno scambio generazionale, cioè l'anziano col suo sapere può essere comunque ancora, si sente ancora valorizzato, e il giovane ha la sua solarità, anche la sua ancora forza fisica, per cui può essere d'aiuto anche in qualche piccola cosa di ogni giorno, e insieme portano avanti un progetto di vita che è utile, valorizza la quotidianità, per cui certo che sono tutte iniziative utilissime queste. Abbiamo a Padova abbiamo l'università, a Treviso abbiamo l'università, a Venezia abbiamo l'università, e poi sento queste telefonate di diversamente giovani, come li chiamo io, che soffrono di depressione, che non escono più, che non... Ecco, io vorrei capire, dottoressa, ma come si fa a fare rete? Però a questo punto, allora, facciamo rete. Da dove iniziamo, dottoressa? Chi deve iniziare a fare la rete? Me lo vuole spiegare? Perché tutti mi danno ragione, però io mi ritrovo sempre con le mosche in pugno, perché non riesco a capire chi deve fare la rete. Chi è che deve iniziare a fare la rete, dottoressa? Me lo spieghi? Chi è che vuole fare la rete? Chiediamocelo, facciamo un appello. Chi vuole fare la rete aderisca all'idea di fare rete. Allora, se lei si impegna a cercare di iniziare, io mi associo perché lo sa che io ci sono sempre comunque, però visto che lei si occupa anche di questo, vogliamo cercare di capire chi vuole fare rete, iniziamo noi intanto, ecco Giancarlo penso sia d'accordo anche lui ad aggregarsi e cercare di capire chi siamo e iniziamo, vedrete che poi tutti gli altri arriveranno, però bisogna sempre che qualcuno parta. Siccome parto sempre io e dico ecco là è partita lei, allora vorrei che qualcun altro partisse. Cosa dice, dottoressa? Allora sì, parte lei, ma è bravissima nel farlo, quindi bene che ci sia lei. Ci sono. Sono d'accordo perché un singolo da solo non fa strada, quindi se partiamo magari da questo esempio possiamo ragionare insieme, capire che più siamo, più riusciamo ad arrivare a degli obiettivi che abbiamo in comune. Nella nostra diversità possiamo avere degli obiettivi da condividere e riuscire a fare un percorso e quindi raggiungerli quegli obiettivi. Nel nostro piccolino noi lo scambio lo cerchiamo sempre, lo cerchiamo prima di tutto dagli enti ma anche dalle realtà vicine che vogliono farlo, non sempre è semplice, proviamo, alle volte cogliamo che sì, c'è questo, probabilmente alle volte il singolo ha voglia di sentire un riconoscimento che abbia una ricaduta sul personale, non si arriva da nessuna parte, è assodato,
ormai, quindi è utile magari che ci si provi a muovere intorno, a guardare chi c'è intorno che già conosciamo e allargare l'orizzonte e poi fare anche delle tappe, no? Dire ok, abbiamo raccolto questo tipo di adesioni, ci troviamo in questa sede, in questo luogo e portiamo avanti questo obiettivo e ne parliamo tutti. Alla fine dobbiamo rivolgersi però all'ente che ha potere decisionale. Quindi Ma non è mica detto, non è mica detto. Ad esempio, a me piacerebbe tantissimo lavorare con volontari insieme, perché penso che il ruolo fondamentale per fare questo sia volontari insieme, ma non posso ricevere la locandina della menopausa da volontari insieme, perché la locandina della menopausa me la può fare l'associazione che si occupa di questo. Volontari insieme deve mettere insieme, si dice, i volontari. Questo per me è il ruolo fondamentale di volontari insieme, ma non perché la Presidente, perché sono due volontari insieme, uno si occupa di fiscale e uno di volontariato, che anche l'hanno diviso, perfetto, però dobbiamo capire chi fa cosa, se no non ne andiamo fuori, perché se volontari insieme mi fa le cose che fa Giancarlo, che fa la dottoressa, che fanno altri, non è più volontari insieme, ma vuol dire che vuole primeggiare in qualcos'altro che c'è già. O sbaglio, Giancarlo, come vedi la storia? È vero. Comunque noi, per essere uniti come associazioni così riguardo al nostro settore, siamo riusciti probabilmente anche a mettere i bastoni tra le ruote riguardo alle Olimpiadi e abbiamo fatto ritardare i lavori, si è capito che i prezzi erano alti, in qualche modo la politica l'ha capito, ma perché abbiamo fatto rete noi nella zona di montagna, perché siamo riusciti ad unire delle persone in comitati di Cortina del Cadore. Vengono le persone. E vengono, certo. Poi abbiamo unito le associazioni nazionali che prima all'inizio non erano tanto propensi, poi a forza di insistere e ragionarci assieme abbiamo fatto rete anche con le associazioni. Hanno capito l'importanza del problema, di quello che stava per accadere e quindi con questa forza di tutte noi associazioni nazionali, più i comitati locali, sia del Cadore che di Cortina di per sé, grazie anche a una consigliera comunale che abbiamo all'interno, abbiamo fatto un'ottima rete, abbiamo fatto una pressione ai politici che alla fine... ce l'abbiamo presa noi la medaglia, non loro. Ecco. Più sinergie. Esatto, più sinergie. Abbiamo Franco da Venezia. Ciao Franco. Sì, ciao a tutti e ai tuoi ospiti. Volevo fare una riflessione. Pronto? Sì, ti sento bene Franco, vai. Benissimo. Allora, intanto buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Partendo proprio dall'ultima parte dell'intervento che ha fatto il tuo ospite, cioè attraverso una consigliera comunale che fa parte del suo gruppo. Io penso che per fare rete dovrebbe essere proprio l'amministrazione comunale tramite gli assistenti sociali che inizia a mettere in piedi questa rete con tutte voi associazioni di volontariato sul territorio, perché siete quelli che fanno da supplenza, diciamo, per una parola forse sbagliata, a quello che dovrebbe essere il pubblico. Io farei questa strada qua, quindi gli assistenti sociali devono lavorare con voi a 360 gradi per quanto mi riguarda. E questo dovrebbe partire naturalmente dalla regione, dal comune, e trovare le risorse necessarie per far fronte alle varie problematiche che si presentano. Poi riguardo invece la pista di Cortina, ora io vado in barca, non vado in bob, premesso questo, perché sono veneziano, no? Premesso questo, dico, non è che si possa, che tutti i mari dell'Italia stiano nel bob, nella pista di bob di Cortina che era da fare per 100 milioni. Discutibile finché si vuole, per carità, ma la domanda è un'altra: perché ha lasciato andare quella di Cesana, delle Olimpiadi di Torino? Perché ha lasciato andare il villaggio olimpico di Torino, che è in completo degrado? Ho visto una trasmissione, cioè ci sono delle situazioni di degrado umano da paura. Allora io dico, perché la pista di Innsbruck è bella e attiva, va bene, sta a 100 km e quella, come diceva il tuo ospite, è stata distrutta? Cioè, perché la pista Monti, va bene, che tanto onore ha portato come medaglia d'oro all'Italia, appena finita non è stata manutentata? Cioè, perché? Cioè, ci sono molti perché. Perché il paese va così, come dici te, è un paese pieno di campanilismi, di tantissima buona volontà,
che purtroppo non vogliono adoperare queste famose associazioni di volontariato che suppliscono la mancanza dello Stato, va bene, per questioni probabilmente di visibilità politica, e poi ci ritroviamo come ci ritroviamo. Se vuoi ti faccio un esempio. A Venezia, il ponte di Calatrava che è stato fatto assieme a People Mover, cosa servivano? Perché a suo tempo, quando a mio avviso erano un po' più saggi, no? A Venezia si arriva su gomma in Piazzale Roma e su rotaia alla stazione di Santa Lucia. C'era già un ponte lì vicino, il ponticino che collega la fondamenta a San Simeon per poi andare nelle diverse direzioni di Venezia. Venezia è divisa dai Canali Grandi in due sestieri, diciamo. Quindi se tu vuoi andare da una parte vai a Piazzale Roma, se vuoi andare dall'altra prendi il treno. Mettendo il ponte di Calatrava hanno, come dire, sciuntato, cioè hanno collegato e hanno creato una specie di cortocircuito. Va bene? Poi il People Mover, a chi serve il People Mover? Cioè perché tu arrivi a Tronchetto, mi fai il trenino che mi va a Piazzale Roma, poi a Piazzale Roma dove vanno la gente? Si scaricano naturalmente sui vaporetti, che poi i vaporetti non ce la fanno con l'utenza, diciamo, a fare spostamenti sull'acqua, come riguarda la città di Venezia. Cioè, il ponte di Calatrava mi sembra sia costato 9 milioni di euro. Il People Mover è costato, non so, 2-3 milioni. Allora, per esempio, che costi di ricavi ci sono dal People Mover? Va bene, io sto un po' andando fuori campo. Un'ultima osservazione al signore. Per cortesia, voglio dire, il Mose stamattina era previsto 1,40 m, se non c'era la città veniva spazzata via. Gli altri forse possono anche essere d'accordo. Sul Mose non sono mai stato un fautore del Mose perché non capivo bene la struttura tecnica, se poteva funzionare o non funzionare. Al momento per fortuna funziona. Poi un piccolo suggerimento al signore e alla dottoressa: levate quei nomi in inglese perché io non capisco chi siete. Siete associazione e poi scritto Wild Angel Mountain, cioè come Alberto Sordi. Allora mettete i nomi in italiano, che è una lingua bella, come storica, che fa Mirella Venezi, che deriva dal latino, dalla via chi nomi per piacere, che devo da capire chi che sei voi altri, non vanno macaroni motemagno. Grazie Franco, se no non riesco a farti, perché sono proprio in chiusura, a farti rispondere. Comunque grazie della telefonata, ecco, questi sono gli spettatori, le persone di buon senso. Prego Giancarlo. Buongiorno Franco, grazie del suo intervento. Noi purtroppo parliamo in inglese perché la nostra associazione, questa qui, Mountain Wilderness, è un'associazione internazionale, quindi operiamo anche all'estero e purtroppo, tra virgolette, il nome è internazionale. Perché noi arriviamo fino in Pakistan, per dire, andiamo in Francia, in Spagna, in Catalogna, andiamo un po' ovunque. Ma fare la traduzione no? Ma la traduzione è montagne selvagge. Bellissimo, ecco, noi potremmo metterlo anche noi. Questo montagne è il termine selvagge. Montagne selvagge. Sono sicura che tutti abbiamo apprezzato, montagne selvagge. Però capisci proprio... che il problema è che noi siamo in un gruppo internazionale. Giusto metterlo magari la traduzione in italiano. Posso cogliere la cosa? Ecco, noi dobbiamo, io dico sempre, qua vorrei anche sentire la dottoressa Grigolin, quando questi ospiti parlano, delle volte sono addetti ai lavori e sanno quello che dicono, però a casa devono capire. Allora io gli dico, per cortesia, vuole dire la sigla che ha detto cosa vuol dire, perché lei la conosce, ma a casa sentono delle sigle che non sanno cosa sia. Allora, sì, ha ragione, allora spiegano la sigla. Noi dobbiamo capire che dobbiamo rivolgerci anche a un pubblico che non è cresciuto con questo internet, con questo smartphone, con queste sigle, non le conosce. E invece io ho piacere che riescano a capire
l'ospite quando parla, e perciò dico all'ospite sempre di spiegare, e ha fatto bene Franco a dire ma chi sei Giancarlo, perché non ho capito niente con sto nome, e lo diciamo anche alla dottoressa, tanto è vero che io non ho detto il nome della dottoressa di cui è presidente, perché sapevo che sarebbe arrivata la telefonata. Come si chiama, dottoressa? Allora, io sono Silvia. Sì, scusa Silvia. L'associazione sì, è vero, è Family Way, ETS sta per ente del terzo settore, perché poi abbiamo fatto un passaggio che dovevamo fare. Beh, può avere un nome un po' particolare, lo ammetto, lì c'è stata una riflessione sul fatto di lavorare con tutti i modi di essere famiglia e le varie tipologie che la famiglia ha adesso assunto nel tempo, però i progetti hanno un nome facile. Uno per i bambini è le case Anni Verdi e quello degli anziani, di cui abbiamo parlato oggi, è le case Almidoro. Quindi quelli sono due nomi che arrivano. Però io non li ho scritti, perciò io ho lasciato che lo spiegasse lei, perché lo sapevo che sarebbe arrivata questa telefonata, lo so, tanto è vero che quando ci sono questi titoli io li lascio da parte, li lascio spiegare, perché così a casa riescono a capire. Perché è vero che vogliono capire, che sono interessati. Quello che mi piace è l'interessamento, cioè io voglio capire chi sei tu ospite, cosa fai, perché il nome non lo capisco. E ha fatto benissimo Franco. Prego Giancarlo. Franco, volevo rispondere a Franco in 2 minuti il discorso anche del Mose, che non è che io sono contrario al Mose, perché so che è utile e serve. Il problema era alla fonte, che il Mose poteva essere fatto in maniera diversa, spendendo molti meno soldi per la manutenzione, perché ogni volta che è alzato e abbassato ha dei costi enormi, e se noi ascoltavamo i paesi nordici c'erano dei progetti che noi potevamo fare a Venezia, delle chiusure con costi molto minori e più sicuri e con meno poi manutenzione, perché avevamo le cerniere all'esterno senza essere immerse nell'acqua salata, e quindi avremmo avuto un sistema di protezione per Venezia che certo che serve il Mose, ma poteva essere fatto in maniera diversa. Questo dicevo, che il Mose sono stati soldi buttati, ma non buttati perché non serve a Venezia, ma potevamo avere lo stesso sistema di sicurezza per le acque di Venezia, ma in maniera molto più economica. In Olanda c'è, bastava andare imparare da chi sono più bravi in di Olanda, noi, che sono le cerniere sopra e non sotto. Esatto. Ma siccome, Franco, ti spiego io adesso come la vedo io, siccome non si chiamava Mose, si chiamava Mosè, perché qualcuno aveva deciso di dividere le acque, e qui stiamo parlando della regione Veneto al tempo, perché è là che parte in tutto, anche se poi dicono ma è stata da Roma. Ecco, pensavano che mai sarebbe successo lo scandalo che è successo. È il più grande scandalo a livello nazionale e internazionale. Guardate che è il più grande scandalo. Che dopo il Mose, come dici tu Franco, serve, come dici tu, tante persone. Siamo perfettamente d'accordo, però non andava fatto in quella maniera, visto che c'erano tutte le possibilità di risparmiare e di farlo diversamente. Perché questi sono i dati. Ma questo non si dice, si dice poco, si dice solo che il Mose serve così perché ferma l'acqua. Certo che ferma l'acqua, il suo ruolo, ci mancherebbe anche che non l'avesse fermata. Ma cosa ci costerà questo Mose ogni anno in queste condizioni? Prego Giancarlo. Quello è il problema grosso, che noi facciamo sempre le grandi opere, non ascoltiamo chi ci dà dei consigli maggiori e più utili, e invece sprechiamo soldi dove potremmo spendere addirittura la metà di quei soldi. Guardate, io continuo a portare l'esempio delle Olimpiadi, ma ha detto anche Cesana, la pista di bob di Torino che è stata abbandonata, ma per forza, perché tutti quegli impianti là poi non servono a nulla e i costi per mantenerle attive sono molto alti e vengono abbandonate, quindi non hanno senso queste grandi opere. E quindi siamo sempre lì, no? Buttiamo via soldi all'infinito, dove invece, come la dottoressa ha detto, avremo bisogno di strutture utili al cittadino, non grandi opere, non servono a nulla, oppure farle ma in maniera con criterio, con intelligenza. Allora andiamo a vedere anche allarme case di riposo. Un grido d'allarme urlato da anni e che ora sta arrivando all'apice della disperazione è quello lanciato dalle case di riposo del Veneto, alle prese con il numero sempre crescente di anziani ed in condizioni sempre più gravi per l'aumento esponenziale delle demenze, costi di gestione che aumentano e personale che non si trova. Intanto si allungano sempre più le liste d'attesa di chi attende un posto in casa di riposo. All'Isra di Treviso, l'IPAB più grande del Veneto, ad attendere sono almeno 1500. Migliaia di anziani che telefonano
scappano nelle strutture per essere ricoverati, i loro familiari ovviamente, da una parte. Sono molto più compromessi perché l'età media è molto più avanzata e soprattutto sono soli. Si stima che nella provincia di Treviso gli anziani sono 80.000 persone, anziani soli. A fronte di questa situazione l'offerta di posti è del tutto insufficiente. Nella provincia di Treviso noi abbiamo 5.600 posti letto per la non autosufficienza. Sono sufficienti? No, non sono sufficienti. Certo, noi dobbiamo qualificare e lo stiamo facendo, però abbiamo bisogno davvero di più servizi e strutture a favore della popolazione anziana, abbiamo bisogno di impegnative perché, come dire, non si tratta di avere solo posti letto, si tratta di avere anche un contributo regionale che permette alla famiglia di affrontare queste spese. E si tratta infine di avere i lavoratori, perché anche questo, diciamo, è un grande dramma. Servono dalla Regione almeno 100 milioni di euro in più da destinare al settore dell'assistenza agli anziani, ha denunciato qualche giorno fa il presidente dell'Unione delle RSA del Veneto, Roberto Volpe, su un budget regionale di oltre 500 milioni. Questo sta a significare non che si chiede tanto, ma che se non si fa questo sarà davvero il baratro, perché come dire, chi pagherà diciamo, questa situazione che sta diventando ingovernabile. Allora, abbiamo sentito il dottor Giorgio Pavan, responsabile dell'ISRA di Treviso, veramente dove servivano e servirebbero questi soldi, per fare cosa, con le idee ben chiare, per aiutare i diversamente giovani, per aiutarli a entrare anche in queste strutture che se le facciamo sempre meglio. Loro saranno contenti di entrare perché sono abituati a vedere a casa il riposo, perché nessuno gli ha mai spiegato che il mondo sta andando avanti anche per loro, con la tecnologia, quella che abbiamo adesso, con le nuove costruzioni, con i nuovi co-housing, anche qua io ho detto al Presidente, ma te puoi dare, no, ma avanti, sono residenze e basta alla fine, residenze di un certo livello. Come ci saluta dottoressa, veramente la dottoressa Silvia Grigolin, Presidente Ente del Terzo Settore. Dottoressa? Sì, mi sente? Sì, adesso sì. Come ci saluta dottoressa? Grazie, perché abbiamo parlato della possibilità di creare sinergie. La saluto dicendo che rispetto all'anziano fragile è possibile anche utilizzare dei metodi che sono stati portati avanti nel tempo e che si rifanno per esempio al metodo Montessori. Noi facciamo, ma non siamo stati i primi, perché sono partiti negli Stati Uniti con uno psicoterapeuta, poi in Emilia Romagna e poi abbiamo la trevigiana, la dottoressa Anita Boncelli, che ha parlato molto di questo, delle proposte con materiali che aiutano al mantenimento delle funzioni cognitive e che applicate a delle attività di vita pratica aiutano l'anziano a essere seguito nelle sequenze di ogni giorno. Quindi ci sono degli strumenti che si possono offrire, sono anche di qualità e lo possiamo fare in realtà usando un termine che così rimane facile da capire, non in inglese, in realtà come le nostre, che sono le case anni d'oro, che quindi possiamo sicuramente valorizzare come proposta alternativa, non che si deve sovrapporre, in alternativa insieme ad altre che occorre portare avanti per trovare delle risposte concrete a questi bisogni, che sono bisogni reali, non ce ne sono tanti altri da inventare, ci sono già questi che sono tanti. Allora dottoressa, le arriverà un invito con una locandina per Villa Margherita Inclusiva, dove ci sarà questa bellissima mostra di Emanuele Giacometti. La invito a venire, così riusciremo a trovarci a parlare. Arriverà anche l'invito anche a Giancarlo Gazzola, proprio per cercare di trovarci e di capire da dove possiamo partire per cercare di aiutare le fragilità. Grazie. Dottoressa. Abbiamo però Luciano da Desenzano. Ciao Luciano. Grazie. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Due o tre piccole cose veloci. D'accordissimo col signore lì, il Mose si poteva fare in un altro modo, risparmiando molto. Dovevano andare a vedere i lavori che hanno fatto in Olanda specialmente. Io ero per il tipo canale di Panama, tra parentesi, dei vasi, vabbè niente. Seconda cosa, ma quando fanno domanda per avere le Olimpiadi, tra parentesi, sanno pressappoco che devono spendere 1 miliardo, 2 per i lavori.
che dopo Mirella ritornano con questi soldi, contrario alla pista da bob, contrario che vadano in Austria o in Piemonte, a Torino. E l'ultima cosa, se puoi fare un piacere Mirella, anche ieri sera l'ho visto con Bacialli, uno lì della CGA di Mestre, mi sembra il segretario, Zabeo me lo ricordo bene, che dicono che lo Stato spende, espande, ruba 200 miliardi. Non puoi invitarlo una mattina, Zabeo, a Roma qualche anno fa, amici miei, hanno cominciato un lavoro che l'ho visto 2 o 3 volte, sono partiti con 60 milioni, c'è una piscina, c'è un grande coso di vetro. Sapete dove sono arrivati adesso dai 60 milioni? Sono arrivati a 600 milioni e non è finito. Niente Mirella, cosa vuoi che vi dica? Vi saluto e buongiorno a tutti. Grazie al nostro Luciano. Guarda che io li ho invitati della CGA, se non è venuto Zabeo è venuto qualcun altro, perché si scambiano anche le ospitate, che è anche giusto così sentiamo un po' tutti, ma io veramente invito tutti quanti e voi lo sapete. Allora Giancarlo, come ci saluti Giancarlo Gazzola? Qua è difficile salutare in maniera un po' allegra con quello che abbiamo sentito. Diciamo che speriamo di fare rete naturalmente per aiutare soprattutto le persone anziane, quelle bisognose, quelle malate, la sanità pubblica che c'è bisogno enorme perché la stiamo abbandonando, questi nostri politici non ci stanno più pensando alla nostra salute pubblica, ma dobbiamo sempre spendere soldi a vanvera e speriamo che questi politici attualmente che si stanno occupando delle Olimpiadi inizino a risparmiare un po' di denaro, perché siamo arrivati a oltre 5 miliardi di euro, ragazzi, non sono noccioline, 5 miliardi. Grazie anche a Giancarlo Gazzola. Pubblicità. Salari più alti, la richiesta è emersa nel corso dell'assemblea organizzativa della CISL del Veneto. Si chiama partecipazione al lavoro e la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindacato al fine di rendere i lavoratori parte attiva alla vita delle imprese. Ne ha parlato il segretario nazionale nelle scorse ore a Mestre. Con la partecipazione oggi potremmo affrontare e risolvere le tante sfide che il Paese ha davanti. Possiamo contribuire ad aumentare salari e retribuzioni, ad imprimere una forte accentuazione sulla qualità e sulla stabilità del lavoro, investire sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, recuperare produttività per poterla redistribuire migliorando le retribuzioni e riducendo l'orario di lavoro. 220.000 gli iscritti nelle liste di collocamento in Veneto. L'obiettivo: intercettare e prendere in carico ogni anno 37.800 persone dei cosiddetti lavoratori invisibili da inserire nel mondo del lavoro, anche in virtù degli 880 milioni per il Veneto, dei 5 miliardi del PNRR messi in campo fino al 2026. Sindacato che nel fine settimana raccoglierà in Veneto le firme da portare a Roma. Il 13 e 14 saremo nei posti di lavoro il 13 e nelle piazze del Veneto il 14 per incontrare la cittadinanza, raccontare, spiegare la nostra proposta di legge per la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e raccogliere le firme da presentare in Parlamento. Allora, sono partita con questo servizio perché vi presento altri 2 graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Massimo Zappia, imprenditore. Grazie Massimo di essere qui. Saluto anche Stefano Pelloni, consigliere comunale a Treviso, Partito Democratico. Grazie veramente Pelloni, finalmente ci rivediamo dopo tanto tempo. Sono riuscita a fargli trovare un buco nella sua quotidiana veramente problematica di orari. Durante la settimana. Grazie Pelloni. Io partirei proprio da Massimo Zappia. Abbiamo sentito il segretario della CISL che dice le cose che dicono anche gli altri sindacati.
CGIL e UIL. Solo che c'è un particolare, che la CISL si defila quando c'è un sciopero unitario per portare avanti poi le stesse battaglie, perché le cose che ha detto il presidente della CISL sono le cose che dice la UIL e anche la CGIL. Come mai questo sindacato non farete in un momento così delicato dove veramente il popolo degli operai dovrebbe essere unito, il popolo dei lavoratori? Tu Massimo, come imprenditore, come lo leggi? Beh, allora, intanto grazie per l'invito, Mirella, sei sempre molto cara. La vedo così, il sindacato ha perso un pochino l'interesse nella cura dell'obiettivo per il quale era nato, era proteggere sempre il lavoratore. Ci sono ormai queste fazioni dove ognuno tira l'acqua al proprio mulino, ma si perde l'interesse dell'oggetto principale, cioè l'operaio, che non serve. Gli scioperi sono importanti perché sono importanti, ma non arriveranno mai a ottenere i risultati che vogliamo, perché non c'è la voglia di sedersi al tavolino e di capire la vera problematica del tema fondamentale, che è la situazione del lavoro, che è sempre precario. Anzi, oggi, dopo il 110, dopo tutto quello che è successo, chiaramente tutte le aziende si stanno ovviamente fermando. I costi della vita che sono arrivati, come abbiamo visto, alle stelle, e i salari non sono mai adeguati abbastanza, perché mentre aumenta il costo della vita, l'operaio percepisce sempre la stessa identica cosa. Forse andava fatto un programma più concentrato, non solo magari per insegnare delle nuove tecnologie coinvolgendo anche gli operai con corsi di formazione che spesso volentieri vanno a inficiare i costi della produzione delle aziende, mentre invece ci dovrebbe essere un interesse, qua dovrebbe intervenire il sindacato per agevolare queste situazioni. Forse tanti posti di lavoro non sarebbero andati persi e forse si potrebbe aiutare anche l'imprenditore ad avvicinarsi al dipendente, mentre ormai questa situazione è sempre di più allo sbando, dove c'è l'imprenditore che fa impresa per conto suo e l'operaio, il dipendente, che fatica ad arrivare a fine mese perché mancano sempre le risorse e perché fa sempre meno parte della famiglia dell'imprenditore. E questo è uno stacco, secondo me, abbastanza pronunciato negli ultimi periodi. Sentiamo anche come commenta Stefano Pelloni, consigliere comunale a Treviso del Partito Democratico. Prego, Pelloni. Sì, faccio una premessa. Come vedete ho questo fiocco rosa perché ho aderito alla campagna della LILT, perché come tutti sanno, come in tanti sanno, ma è giusto ribadirlo, ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno, e quindi ricordo a tutti i tuoi tanti ascoltatori, i nostri tanti ascoltatori e spettatori, che appunto la prevenzione è importante ed è giusto farla per il tumore al seno. Il mese di ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione su questo tema. Detto ciò, veniamo ai temi della politica. Intanto non condivido l'attacco al mondo sindacale, che io lo vedo nel mio lavoro quotidiano. Io lavoro molto con le crisi di imprese, con imprese in difficoltà che devono riposizionarsi. Ecco, io percepisco il sindacato sempre a tutela dei lavoratori e provano a porsi come interlocutori anche disposti a trovare delle soluzioni per permettere la continuità delle imprese e un sostegno da questo punto di vista. Quindi devo dire che non è che percepisco i sindacati come un'entità che pensa solo a difendere il lavoratore, come tra l'altro non è un'offesa difendere il lavoratore. Dopodiché la campagna della CISL è una campagna molto seria, che anche qui ho sostenuto sinceramente, nel senso che dobbiamo andare avanti, portare avanti questa proposta di legge, perché è una legge che dice che è importante permettere
la presenza degli operai all'interno degli organismi decisionali delle imprese. E questo cosa porterebbe? Porterebbe magari a una maggior responsabilizzazione nelle scelte aziendali e quindi a una minor solitudine dell'imprenditore in determinate decisioni, perché appunto l'imprenditore senza i lavoratori non è nulla, come i lavoratori senza l'impresa non riescono a portare avanti il loro lavoro, ecco. E quindi da questo punto di vista immaginare il lavoro, i lavoratori e l'imprenditore come due facce della stessa medaglia è importante, secondo me. È chiaro allora, che Pelloni, però la mia domanda è anche questa. Lei è giovane e giustamente la vede nella maniera che pensa sia un percorso giusto e corretto. Ma la mia domanda è: come mai molti operai si sono staccati dalla sinistra e addirittura l'operaio vota centrodestra? Lega e centro. Cosa è successo secondo lei? Di sicuro non è sua da colpa neanche di quelli che sono arrivati negli ultimi tempi, come lo dico anche per la destra, ma c'è qualcosa che si è rotto nell'ingranaggio, perché veramente avevate dei numeri, il partito, la sinistra, centro-sinistra aveva dei numeri importantissimi ed erano formati soprattutto dalla classe operaia. Questa classe operaia che addirittura non scende più nelle piazze, l'ho sentito io, i responsabili della CGIL che l'hanno detto, hanno detto dovete svegliarvi perché noi dobbiamo avere i numeri se vogliamo essere ascoltati. Ecco, lei è un ragazzo giovane, un uomo giovane, secondo lei cosa è successo nel partito della sinistra? Ma allora, hai ragione, questo tema esiste, però è un tema che esiste non solo in Italia, ma esiste in tutto il mondo occidentale, in tutte le democrazie. Ma parliamo dell'Italia, Pelloni, visto che noi siamo in Italia. No, però dico che non è un problema del Partito Democratico, è un problema di tutta la sinistra a livello occidentale. Insomma, negli Stati Uniti quelli che hanno sostenuto Trump erano gli operai, nel 2016 erano gli operai del Midwest, insomma, quindi gli operai bianchi cinquantenni, ecco, che avevano sempre sostenuto e votato i democratici nella storia. Allora, cosa è successo? Io penso che la globalizzazione che negli anni 90 ha portato un mondo più globale, un commercio più facile, un movimento dei capitali, delle persone più facile, ha presentato anche un conto che è stato pagato soprattutto dalle fasce più deboli, perché le fasce più deboli, ossia i lavoratori più a basso reddito, sono stati penalizzati da questo percorso, le disuguaglianze sono esplose e è nato una forte esigenza di protezione. E quindi i lavoratori, gli operai hanno percepito come un nemico questi, ad esempio l'immigrazione, l'esigenza di sicurezza nelle città, l'esigenza di protezione dalla competizione di altri mercati verso cui gli imprenditori stavano delocalizzando, penso alla Cina, penso all'Est Europa. Ecco, io penso che la sinistra a livello globale abbia sbagliato a sostenere percorsi a favore della globalizzazione senza riuscire a declinare anche un sistema di tutele e di protezione per i lavoratori, per gli operai, per le fasce più deboli, che sono state penalizzate pesantemente da un'esplosione della disuguaglianza. Parole più semplici: se gli operai in Italia hanno i salari fermi da 30 anni, di fronte a un cambiamento dell'economia profondissimo, io penso che sia un problema, e io penso che la sinistra, che ha difeso anche percorsi di sostegno alle imprese e tutto quello che ne consegue, avrebbe dovuto in maniera più seria anche affrontare il tema del reddito, tema dei salari. Nadia da Treviso, se non mi cade la linea. Pelloni, poi continuiamo. Vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, volevo dirti, il sindacato una volta era con gli operai, i pensionati, ma era proprio dalla loro parte,
perché mio marito, 35 anni di portalettere, è sempre stato iscritto al sindacato. Quando che negli anni non era più, ha cominciato a diradare agli operai, era d'accordo più col governo, perché facevano delle riunioni magari il giorno prima dello sciopero e dopo si mettevano d'accordo tra loro e non facevano lo sciopero, facevano accordi col governo come ce li fanno tuttora. Sono d'accordo, Mirella. Hai visto sindacati che sono andati al governo, sono senatori onorevoli? Ma quando mai? Se fai il sindacalista, vai in pensione da sindacalista, non andare dentro il governo. Io la vedo così. E poi ho da dirti che un dipendente, un pensionato che è iscritto, che ha la tessera del sindacato, un operaio, quando va in pensione, le fanno la domanda della pensione e quando le danno il TFR si prendono una percentuale. Questo è dichiarato, l'ho provato da mio marito e non è giusto perché sono soldi degli operai, non i soldi loro. E ma hai mai sentito lo stipendio dei sindacati? Grazie, arrivederci e buona giornata. Allora, abbiamo sentito le riflessioni di Nadia, adesso sentiamo anche cosa dice Massimo Zappia, anche commentando quello che ha detto Stefano Pelloni. Intanto sono parole che fanno riflettere, perché è un po' quello che continuavo a sostenere. Il sindacato adesso sono cambiate un po' le situazioni anche aziendali. È giusto che probabilmente accusiamo il sindacato di non essere all'altezza o di non voler prendersi cura dell'operaio. Le parole che ha detto la signora Nadia sostanzialmente sono state quelle. Una volta il sindacato era vicino al dipendente, si prendeva cura, oggi è un po' più staccato e un po' più politico, perché ci sono sempre delle cose politiche da tenerne conto. Però io faccio una riflessione importante. Visto che abbiamo detto che il dipendente è importantissimo per l'imprenditore e viceversa, anche l'imprenditore è importante per il dipendente, forse allora la causa va cercata in un modo diverso alla politica, perché se ci sono queste problematiche dove l'imprenditore non riesce più a tenere in piedi delle aziende e il sindacato e il dipendente rischia di perdere il posto di lavoro, non arrivando chiaramente anche a coprire il fine mese, forse dobbiamo farci delle domande. È cambiata la società, è cambiato il mondo del lavoro, ci dobbiamo tirare sulle maniche e cercare di capire che sia l'imprenditore va aiutato e sia il dipendente va accompagnato in questa strada, perché se no io la vedo un pochino abbastanza tragica. Le riflessioni sono dovute perché questi ultimi anni non sono stati rose e fiori. Noi abbiamo avuto dalla politica solo dei palliativi e del fumo negli occhi, dove sembrava che le soluzioni migliori potessero essere questi famosi incentivi che poi alla fine non hanno funzionato, perché sono andati via senza controllo, c'è gente che è diventata più ricca di quanto lo era perché si è appropriata di soldi dello Stato, molte aziende hanno fatto bellissimi fatturati 2022-2023, oggi si trovano con dei problemi seri e importanti perché sono calati gli ordini. Calando gli ordini si sta pensando di nuovo alla cassa integrazione. Allora che cosa facciamo? Ci sediamo accanto al dipendente e cerchiamo di curare il suo stipendio che probabilmente lo andrà a perdere, o vediamo il problema nella sua natura più importante, cioè perché le aziende sono arrivate a questo livello, perché abbiamo spostato solo l'asse nell'interesse creando delle ricchezze strane e senza prenderci cura del vero problema, che le imprese, è vero, e sottolineo, è solo uno di questi, dove la ricchezza migliore dell'imprenditore è il dipendente. E quindi quale imprenditore potrebbe trattare così male la sua ricchezza migliore? Allora, sentiamo anche Stefano Pelloni, però il mio pensiero è anche questo. È vero, Stefano, quello che dici, la globalizzazione, ecco, in tutto il mondo sta succedendo questo, però io penso anche che forse questa sinistra
ha iniziato ad abbandonare le feste dell'unità per fare questi salotti molto intellettuali, qui radical chic. E questo non è stato accettato, tanto è vero che adesso mi sembra si ritorni a parlare di festa dell'unità, dove veramente devi cercare di accogliere questo popolo che, guardate che se parliamo di povertà vorrei capire veramente qualcuno dove vorrà andare a parare, 28.000 famiglie sono nel Trevigiano. Ecco, forse Pelloni è questo abbandono proprio dell'ascoltare la forza che aveva il sindacato, che era l'operaio. Ma ci rendiamo conto che l'operaio viene visto come l'ultimo della classe? Vutu farghe questo un operaio. Ma vi rendete conto che è la spina dorsale del paese? O l'operaio che lavora, ma che lavora veramente, che va a casa con 1.200, 1.300, si arriva a 1.400 euro, è già un successo. E dove vediamo i CEO, qua devo dirlo, Massimo Zappia, che prendono milioni di euro, ma se l'operaio non lavora, il CEO non esiste. Assolutamente. Capisce che c'è qualcosa che non torna nei conti. Cosa dice Pelloni? No, ma allora, intanto devo dire che a Treviso abbiamo rifatto la festa dell'unità questo settembre e quindi dopo anni che non si faceva, esatto. Quindi da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo. Io devo dire però che nella mia esperienza sia di politico, di amministratore locale, sia di commercialista, di partita IVA, professionista, devo dire che il sindacato l'ho sempre percepito come una presenza costante a difesa dei lavoratori e che questa narrazione contro al sindacato io non la condivido sinceramente. Io penso che se in Italia non ci fossero oggi sindacati con la schiena dritta che ancora oggi fanno delle battaglie a tutela dei lavoratori, io penso che le condizioni sarebbero molto peggiori di quelle già pessime che ci sono oggi. Quindi io penso forse che dovremmo parlare di più di certe associazioni di industriali che continuano a difendere disuguaglianze inaccettabili. Questa è la verità, perché parliamo anche delle quante società che sono in cassa integrazione hanno l'amministratore delegato che va in giro in Porsche, che va in giro con i macchinoni. Allora ragazzi, dobbiamo anche parlare dicendoci la verità, insomma, da questo punto di vista. Non è che tutta colpa dei sindacati, la verità è che ci sono anche delle responsabilità che gli operai portano a casa quello in busta paga, l'imprenditore si stabilisce i dividendi e i compensi anche senza che nessuno gliene chieda conto, insomma. Ecco, e spesso a farne le spese sono appunto i salari bassi, insostenibili dei lavoratori. Allora, cioè, dobbiamo anche dircelo, una volta il rapporto fra reddito del lavoratore e reddito dell'amministratore delegato non poteva superare 1 a 10. Adesso cioè, non ci stanno neanche gli zeri per parlare dell'operaio di Fiat, quanto prende e quanto prende l'amministratore delegato di Fiat. Ecco, giusto per capire e parlare chiaramente. No, ma infatti l'ho invitata assieme a Massimo Zappia proprio per avere i due contrapposti. No, ma questo non è colpa dei sindacati, non è neanche colpa dei partiti di sinistra, è colpa degli imprenditori che hanno perso anche una responsabilità sociale che una volta avevano, e questo dobbiamo dircelo. No? Perché bisogna anche dire la verità. Una volta c'era anche una classe di imprenditori che non pensava solo al guadagno, pensava anche a una responsabilità sociale che aveva nel territorio in cui viveva. Ci sono anche imprenditori bravissimi, fortunatamente, nel nostro territorio, però dobbiamo anche dirci la verità, che non è colpa dei sindacati questo, anzi forse dovrebbero fare delle battaglie ancora più dure certe volte. Sì, però hanno bisogno che l'operaio partecipi, là il problema grande, far partecipare l'operaio. Aspetta Pelloni, perché abbiamo Michele da 90 Vicentina, se no mi cade la linea. Vai Michele. Michele? Vediamo se riprendiamo Michele. Massimo Zappia, come commenti le parole di Stefano Pelloni? Sì, probabilmente
Probabilmente Stefano dice delle cose anche giuste, però non sono convinto che tutti gli imprenditori siano esattamente così. Forse magari stiamo parlando di multinazionali, di quelle grandi colossi dove c'è ancora una piramide abbastanza importante, dove c'è l'amministratore delegato che non si capisce ancora neanche che cosa fa e prende un sacco di soldi. Io sto parlando invece dell'ossatura più importante, che sono gli artigiani, le PMI, le piccole e medie industrie che tengono su il nostro paese, e quelle sono ancora fatte da piccoli imprenditori che alla mattina si alzano insieme al dipendente e hanno cura del dipendente, proprio come fosse, anzi lo è, la risorsa migliore e più importante, perché senza dipendenti non si fa produzione. Però io mi chiedo sempre se bisogna difendersi dall'imprenditore, il sindacato non deve accompagnare il dipendente a difendersi dall'imprenditore, da questi imprenditori. Io penso che forse l'osservazione vada fatta verso la politica, che non sta aiutando né uno né l'altro, perché se l'imprenditore non viene aiutato o non viene anche monitorato, perché ci sono i metodi per controllare l'evasione, per controllare queste cose che diciamo, l'Agenzia delle Entrate esercita questi controlli tutti i giorni, perché oggi più che mai l'Agenzia delle Entrate può controllare attraverso i canali che cosa fa l'impresa. E quindi io mi chiedo, se l'imprenditore arriva a questi livelli, che sfrutta il dipendente, è un pessimo imprenditore. Allora lì sono d'accordo, va punito. Forse va anche radiato dall'impresa, come la ragiono io. Però ce n'è un'altra parte di imprenditori, e credetemi che è la maggioranza, che si fa fatica probabilmente insieme al dipendente, e se non riesce è perché anche lui non ha le possibilità, e questo non è un problema solo del dipendente. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, allarme piccole aziende. Se fino ad ora i grossi investitori stranieri avevano messo le mani e gli occhi sulla grande griffe, sul brand di un certo livello, ora diventano interessanti anche quelle che sono le aziende che sono nella filiera produttiva. Gli occhi di aziende estere puntati non solo sulle grandi realtà imprenditoriali, ma sempre più anche sulle attività di piccole e medie dimensioni. Una novità emersa durante il confronto con gli artigiani dei 17 comuni del Coneglianese in vista del congresso in programma domenica 22 ottobre. Un fenomeno particolarmente evidente nel quartiere del Piave, che ospita il distretto del mobile con le sue aziende impegnate nella realizzazione della componentistica per l'arredamento. Un rischio non più solo sulla carta, visto che i primi concreti contatti già ci sono stati. Ci è stato segnalato appunto dei contatti che ci sono stati tra imprese di una certa dimensione che hanno manifestato l'interesse di acquisire altre tipologie di imprese locali, appunto, che sono inserite in una filiera produttiva. A pesare oggi più che mai sulle imprese e la loro sopravvivenza, le difficoltà di investire per un accesso al credito reso sempre più complicato dall'aumento dei tassi, le commesse in calo soprattutto nel comparto metalmeccanico e un cambio generazionale che manca. È così che quelle realtà che potranno cedere il testimone per proseguire la produzione a figli, nipoti o ai dipendenti avranno la forza di opporsi alle lusinghe estere. Chi invece non riuscirà a garantire questo potrebbe avere un'unica opzione a disposizione. Ecco che anche l'imprenditore di una certa età potrebbe essere anche, non dico costretto, ma insomma, se non invertiremo questa rotta, perderemo saperi, perderemo conoscenze, perderemo competenze che hanno fatto grande ed eccellente un territorio manufatturiero. Allora, Stefano Pelloni, come commentiamo? Prego. Ma io penso che le nostre imprese debbano essere sostenute quando da parte dello Stato, da parte della Regione, su due temi principali. Uno è l'innovazione, e quindi da questo punto di vista investire nella ricerca, investire nella digitalizzazione, investire nell'efficientamento, nella ricerca e sviluppo. Da questo punto di vista il centro-sinistra, quando era al governo, aveva fatto dei provvedimenti, Industria 4.0, il super ammortamento, l'iperammortamento, va bene, che
permettevano agli imprenditori di innovarsi, di investire risorse nella ricerca e sviluppo per poter competere con altre realtà estere. E dall'altro lato la formazione che, guardate, parliamoci chiaro, vogliamo tanto l'autonomia, ma la formazione è una materia su cui la Regione Veneto ha già il potere decisionale, può fare quello che vuole sulla formazione professionale, però fa schifo la formazione oggi per i lavoratori e per le nostre imprese. E quindi forse dovremmo chiedere conto alla Donazzan, che fa l'assessore alla formazione, alle politiche attive del lavoro da 15 anni in questo territorio. Allora, di chi sono le responsabilità? Vogliamo tanto l'autonomia, ma sulle cose su cui abbiamo già l'autonomia, come stiamo lavorando? Sulla formazione professionale, come stiamo lavorando? Chiedetelo agli imprenditori se riescono a trovare manovalanza, se riescono a trovare dei nuovi ragazzi che possono imparare il lavoro. Allora, non dobbiamo sempre cercare il nemico, il colpevole tanto distante, perché talvolta il colpevole ce l'abbiamo molto più vicino, perché guardate che se andiamo a confrontare la situazione in Emilia Romagna o in Lombardia, che non parlo del Friuli, che loro sono più autonomi, parlo dell'Emilia Romagna e della Lombardia, la situazione non è mica così grave come da noi, e allora forse le responsabilità dobbiamo anche chiedere conto a qualcuno. Allora, sulla formazione professionale e sull'innovazione, sul sostegno all'innovazione, alla ricerca e sviluppo, nel nostro territorio si fa pochissimo, questa è la verità. E poi le imprese non riescono a competere e vengono mangiate da esteri, è chiaro questo. Allora andiamo anche a sentire CGIL Lavori Poveri. Abbiamo sentito la CISL, adesso sentiamo la CGIL. Assistenza, turismo, commercio, vigilanza, pulizie sono alcuni dei settori in cui si concentra il cosiddetto lavoro povero. Dopo aver focalizzato su giovani e donne le categorie più a rischio, la CGIL ha stilato un elenco di figure professionali maggiormente soggette a questo stato di precarietà economica, ricordando che nella Marca in questa condizione ci sono all'incirca 50.000 soggetti. Abbiamo analizzato i contratti che ad oggi vanno a stabilire un minimo orario che è inferiore ai 9 euro l'ora, che è quello che chiediamo come minimo salariale da una legge che vada a rafforzare la contrattazione collettiva nazionale. Sono tantissimi i casi anche in provincia di Treviso di lavoratori e lavoratrici che stanno sotto questa soglia, pensiamo ai vigilantes armati, pensiamo ai lavoratrici e lavoratori del settore delle pulizie, ma pensiamo anche a magazzinieri nel settore del commercio, a baristi, camerieri, cuochi, pizzaioli. L'innalzamento della soglia del salario minimo orario a 9 euro lordi e il rinnovo dei contratti nazionali scaduti da tempo andrebbe dunque in aiuto di quei lavoratori che, pur avendo un'occupazione, rimangono di fatto poveri, in un range che va dai 5,78 euro lordi l'ora degli addetti alla vigilanza agli 8,72 euro dei centralinisti. Chiediamo una legge sul salario minimo che vada a decretare un minimo quantitativo orario di euro che stabilisca ciò che è lavoro da ciò che è sfruttamento, quindi una soglia sotto la quale non sia più possibile pagare per far ottenere una prestazione di lavoro. Anche perché, conclude Ruzzante, va ricordato che alcuni di questi lavori mal pagati sono fondamentali per il benessere di tutti, basti pensare alle addette alle mense o alle pulizie negli ospedali. Svolgono un lavoro importantissimo e che si vedono retribuite con paghe da fame, con part-time minimi e con stipendi che non permettono di arrivare a fine mese, di avere una vita sana e di avere uno stile di vita che possa essere all'altezza dei sogni che hanno. Magari riuscissero ad arrivare a fine mese, non riescono ad arrivare neppure alla seconda settimana. Poi pensate cosa pagano di affitto, parliamo solo di affitto o di un mutuo, come fanno a sopravvivere. Per fortuna ci sono i banchi alimentari, io dico per fortuna le associazioni di volontariato. Prego Zappia. Abbiamo visto in questi ultimi tempi cosa è successo, molte persone sono andate, si sono rivolte agli istituti di credito per poter chiedere prestiti per sopravvivere e quindi non per costruire o ristrutturare l'appartamento o comprare qualcosa di tecnologico che può servire alla famiglia, è proprio per mettere il pane sul tavolo. Stiamo alzando la soglia della povertà e quando toccheremo l'apice della soglia della povertà io non so che cosa possa succedere, forse magari ci siamo
ci siamo persi da qualche parte, perché se voi guardate, è vero quello che ha detto Stefano, è giusto, le aziende devono investire in ricerca, sviluppo e formazione, ma se poi non hai l'accesso al credito e ritorniamo sempre lì, i soldi per investire nella formazione non so dove prenderli. Stefano come commenta? No, io commento che dico che la CGIL ha super ragione, non ragione, e il tema che questo governo ha abbandonato la volontà di discutere una proposta di legge sul salario minimo è uno scandalo, perché noi abbiamo il vero problema, non è che abbiamo gente che è povera perché non lavora. Oggi in questo paese noi abbiamo la gente che è povera pur lavorando, che è una roba scandalosa, e questa è la verità. Il tema è che oggi nei comuni l'emergenza abitativa non è di quelli che sono senza lavoro e che non possono pagare l'affitto perché sono senza lavoro. Oggi l'emergenza abitativa nei comuni è di persone che non riescono a pagare l'affitto, non riescono a pagare la rata dei mutui, perché pur lavorando, ma che il loro stipendio non basta a pagare la casa, a pagare, che non hanno uno stipendio dignitoso. Allora, da questo punto di vista, il governo non dà nessuna risposta. La Meloni si è presentata con delle grandissime promesse, ridurremo le accise dalla benzina, bloccheremo le invasioni, gli sbarchi, tutte queste cose, però la verità è che non hanno fatto nulla e che oggi gli unici che fanno una battaglia per il salario minimo, e ieri a Mestre c'era tutto il Partito Democratico Nazionale, ha presentato le sue proposte per le politiche per la casa, perché oggi il vero problema nelle amministrazioni locali è la casa, sono le persone che non riescono a pagarsi un affitto, a pagare un mutuo per farsi casa. Questi sono i problemi delle persone, sono le bollette che non riescono a pagare, l'inflazione. Su questo il governo non sta dando nessuna risposta, e questa è la verità, questo è il problema. E quindi il tema del salario minimo si è deciso di non discutere in Parlamento, questa maggioranza ha deciso di non discutere, e non mi possono dire che non ci sono risorse, non me lo possono dire, perché la verità è che cosa costa allo Stato dire il salario minimo è 9 euro all'ora? Non costa niente allo Stato. Allora il tema è decidere quali sono le priorità. Stefano Pelloni, lei sa che io la conosco da tanto tempo, però ho più anni di lei, non mi sembra neppure che anche governi tecnici, di sicuro non di centrodestra, non abbiano favorito questo operaio. Mi sembra che tutti abbiano passato il cerino. Abbiamo visto che le multinazionali hanno iniziato a pagare le tasse qui da noi l'altro giorno, eppure si conoscevano i problemi. Vediamo che l'evasione fiscale non si tocca da nessuna parte, qualsiasi governo vada, però l'evasione fiscale non cala, Mirella, è inutile che ce la giriamo. Adesso voi non potete pensare che con colpo di spugna si riesca a fare tutto quello che non è stato fatto in 20 anni, in 30 anni. L'operaio è da anni che diciamo che l'operaio non ce la fa più. Chi è che fa la battaglia sui contanti? Chi è che fa la battaglia sui contanti? L'operaio ha dei problemi se deve pagare 2.000 euro in contanti, sì, ha problemi. E chi è che fa la battaglia? Salvini fa la battaglia per poter permettere il pagamento in contanti fino a 3.000 euro. Ma mi volete dire che è un problema degli operai questo? E allora com'è che combattiamo l'evasione? Ma Salvini è nato ieri, io le sto dicendo che questo problema ce l'abbiamo da tanti anni e nessun partito, né di sinistra, né di centro, né di destra, ha mai tenuto in considerazione questa figura che è stata ed è l'operaio. È inutile, l'operaio si è trovato abbandonato e ancora oggi è così e non cambia niente, perché abbiamo stipendi. Tutti ne parlano di alzare gli stipendi, abbiamo ancora l'operaio con lo stipendio a 1.200 euro, anche con qualche straordinario. Allora io non dico che è colpa di Pelloni, per carità, che ce la sta mettendo tutta anche per girare, tanto è vero che ha detto anche lui, stanno ritornando le feste dell'unità perché forse si sono accorti che forse bisogna rivedere qualcosa. Ma il problema di fondo è quanto durerà questo problema, ce la faranno a resistere se non ci fosse il mondo del volontariato che supporta queste famiglie. Chi è che li supporta?
Massimo Zappia, chiudiamo. È proprio così, chi li sopporta? E infatti è quello che continuo a sostenere. Stiamo parlando di un problema che probabilmente non riguarda tutti, perché i salari, se devono essere un salario minimo e bisogna mettersi d'accordo, la politica deve essere all'unanimità controllata, verificata e possono procedere. Devo proprio chiudere, ringrazio tantissimo Stefano Pelloni, consigliere comunale di Treviso, Partito Democratico, mi ha fatto piacere averla ospite, grazie anche a Massimo Zappia, imprenditore, grazie a voi. Adesso chiudiamo con la solita poesia della Mirella che vi dedico con il radicchio nostro di Treviso. Andiamo a sentire. Ciao, E come ogni sabato, anche questa mattina chiuderemo con una poesia dedicata a voi naturalmente. Dopo questa lunga settimana bellissima con tanti interventi, abbiamo visto tante cose nuove, bellissime, si impara sempre qualcosa, devo dire la verità, e questo mi fa molto piacere perché poi me lo dite anche voi. Allora, la poesia che ho scelto questa mattina, sempre dal libro di Danilo Masonna, Giossa de Speranza, è Radicio Trevisan. Ho un vanto della nostra terra, s'amenà straie in piena istà, e il cae rece verso sera, e il parbon netto e sciare dà. Drento e gabbie, qua sopra, l'acqua fuma e core sotto. Ben ligai con una stroppa, io sogna tutti cruo o cotto. Una raisa lunga e dura, un cuore grande fa una casa, cote parli de verdura, se da metterlo in soasa. Cole pronto nei cassette, il fa venire ai bave a bocca, foglie bianche, rosse e strette, dopo pensa tutto a cuoca. Che profumo nel risotto, ai ferri che bontà, non che manca neanche al botto, è il marchio de qualità. Ciao, buon weekend!